Ma quanto belli sono i nostri bambini. Avete visto quel bambino che fa Maria Vergine, adesso cosa hai da fare che non mi ricordo più. Però il nostro Ivano Camarin, che è ospite questa mattina, presidente gruppo folcloristico trevigiano, ha detto: buongiorno. È quello il bello del bambino, che è il momento proprio, dice mamma mia cosa succede adesso. Essere naturali, semplici, con l'animo proprio da bambino, non preparare i bambini in maniera schematica. La semplicità è proprio la bellezza di questi bambini, ecco, e noi andiamo tanto fieri di queste cose. Allora Ivano, intanto ti ringrazio di essere ospite e come vedete anche quest'anno Ivano ha portato in anticipo il presepio, sì, anche l'anno scorso ce l'aveva portato, un presepio porta fortuna per Sveglia Veneti. Guardate che bello che è anche questo presepio di quest'anno del 2024. Allora il presepio, ma soprattutto tu mi hai detto una cosa importante all'inizio, hai ricordato la guerra. Perché mi hai ricordato la guerra? Prego Ivano. Sì, perché stiamo vivendo su un momento veramente tragico. Noi forse non capiamo tutta come si dice, la drammaticità che stanno vivendo sti popoli. Io dico sempre colpa dei grandi, di chi che comanda, ma quelli non vanno mai in guerra, quelli comandano la guerra e chi soffre è i bambini, l'anziano e il popolo. Diversamente agile, che non può neppure scappare, come dicevo l'altro giorno, poveretto. Vediamo immagini veramente che fanno piangere il cuore. E abbiamo portato proprio questo simbolo del presepio della Palestina, con una speranza che sia un augurio. Adesso sembra che qualcosa di buono, insomma, tra le parti un po' di intesa la fanno, però è veramente un momento drammatico per quel popolo e anche per altri, non solo per questo. Dopo sappiamo che la televisione magari focalizza più su un punto, più su un altro, però se guardiamo il mondo veramente su una situazione abbastanza drammatica e noi la viviamo da spettatori, perché cosa facciamo? Dove andiamo? Proponiamo, faremo anche le nostre piccole manifestazioni, però non riusciamo a smuovere veramente la volontà di fare la pace. Una volta se faceva sue case baruffa, dopo 10 minuti buonanotte, che sarà sempre un contenzioso. Però quello che noi se domandiamo di dire: ma possibile che volla anni, morte, distruzione, per dopo a fine magari raggiungere un accordo che si può farlo già dall'inizio? Ma questo il popolo non può farlo e quindi subiamo. Noi come gruppo folcloristico siamo in contatto con tanti gruppi, esempio anche in questo momento in Ucraina. Avevamo sul palco gruppi russi, gruppi ucraini, e se domandiamo: ma adesso fanno la guerra tra di loro, colpa di uno, colpa dell'altro, e sul palco gli erano amici, saranno ancora amici? Perché noi sui nostri scambi è proprio questa la forma di portare l'amicizia tra di noi. Quindi non sapevamo cosa fare, guarda, piange il cuore, ma non sapevamo cosa fare. Speriamo che questo mese che ci avviciniamo, che è il mese di dicembre, dove è il mese veramente dove tu dovresti riflettere, perché è un mese molto significativo. Il presepio ne è la dimostrazione. Ecco, il presepio ha tante figure, tanti colori di pelle, non ha solo un colore, perché questo è il presepe, sempre fatto, nessuno ha mai brontolato, non si metteva solo le figure con la pelle bianca, ma a fare il presepio. Adesso succede il finimondo da parte di qualcuno, se vede solo un diverso, un colore diverso, io mi domando cosa sta succedendo a qualcuno. Saluto anche Giulio Tronca, che piacere averla ospite. Giulio, buongiorno, un pezzo che non ci vediamo, come sta? È un pezzo. Bene, dai. Tutto a posto? Però. Allora parliamo di presepi con il presidente del gruppo folcloristico trevigiano, ma parleremo anche di cavalli, di carrozze con Giulio Tronca, perché è un atleta paralimpico, ma è una persona che ha capito l'importanza anche di aiutare le fragilità nella quotidianità, anche con questi animali meravigliosi, con queste carrozze. Voi dovreste vedere. È una cosa incredibile, perché noi che vediamo sappiamo già come va a finire, che c'è il sorriso,
che c'è il divertimento sulle fragilità quando salgono nella carrozza trasportate dai cavalli. Abbiamo visto a Villa Margherita, non volevano più scendere, no, gente veramente, persone, ragazze, ragazzi, bambini che per la prima volta salivano su una carrozza, è stata una cosa bellissima. Tronca, ma ci vuole così poco per capire che forse dobbiamo attenzionare di più e fargli vivere quella quotidianità anche con questi attrezzi, con questi cavalli, con questi animali alle fragilità? Ma perché non si riesce a fare questo? In pochi lo capiscono, per fortuna che c'è il mondo del volontariato come Ivano Camarì e come Giulio Tronca invece, che hanno capito l'importanza di far sorridere in allegria e di divertire. Prego Tronca. Noi facciamo tante iniziative a riguardo di questo. Per esempio la settimana scorsa ho concluso un ciclo di 5 incontri con 2 comunità della zona nostra qui vicino a Vicenza, che portavano del pomeriggio una volta alla settimana 10 persone fragili di varia natura e alcune con certe disabilità fisiche, altre disabilità mentali, e abbiamo fatto tutto un percorso di conoscenza del cavallo, della carrozza, del viaggio, dell'andare, insieme un'ora, 3/4 d'ora prima per vicini al cavallo, come si prepara e cosa, e poi gli facevo Vediamo fare anche le giri immagini intanto che Tronca parla di Verona, in dove c'è carrozza. questa fiera importantissima, così E ce la poi spiega, abbiamo adesso vanno anche le fatto- immagini. Prego Tronca. E poi abbiamo fatto questo anche quest'anno per la 6ª volta, il 6º anno di seguito, abbiamo fatto questo grande viaggio tra Modena e Verona di 4 giorni, in cui ogni giorno carichiamo una quarantina di persone disabili in 10 carrozze, 8-10 carrozze, 4-5 per carrozza, con il guidatore e il suo aiutante, che si chiama groom nel caso nostro della carrozza, e facciamo una giornata di viaggio insieme con loro. Bellissimo. E questo è veramente bellissimo, addirittura adesso ci sono anche 2 psicologi che seguono questa attività, e per capire proprio l'interrelazione che si crea in questa giornata nella natura, fuori dalle strade, a un ritmo più lento del viaggio e fra le persone, e poi tutto quello che significa il viaggio. Poi quello che è decisivo è che tu permetti a queste persone che normalmente vivono spesso chiuse in ambienti, istituti, strutture, o anche a volte famiglie, insomma, no? Che sono sempre quelle cose così, di essere proiettati in un mondo che neanche le persone normali hanno mai vissuto. Tronca, però Quindi è bellissimo, bellissimo. La domanda che viene spontanea: ma è pericoloso andare sulle strade con queste carrozze? Perché noi con quello che sentiamo e con le strade che abbiamo e con le persone che si fanno le proprie regole invece del rispetto quando escono da casa, perché metto dentro tutti che ognuno esce da casa con le proprie regole, senza il rispetto invece per la persona invece che incontrerà. Prego Tronca. Beh, naturalmente noi cerchiamo di fare il massimo per la sicurezza, nel senso che intanto usiamo strade di campagna fuori. Non mica dire che sono tante sicure anche le strade di campagna, Tronca. Esatto, a volte noi mi assicura neanche qui. E poi generalmente abbiamo un po' una scorta delle amministrazioni locali che attraversiamo, cioè abbiamo dei percorsi che sono concordati con loro, poi chiaramente il pericolo esiste, insomma, cioè, può esserci, però insomma finora siamo stati forse anche fortunati, quest'anno abbiamo fatto viaggiare 140 persone. Avete capito? Allora Ivano, cosa dici di questa bella iniziativa? Mi fa piacere anche che hai conosciuto Giulio Tronca, perché chissà se non riusciamo a fare qualcosa magari anche al Parco dello Storga, visto che abbiamo questo parco bellissimo che stanno sistemando adesso proprio anche con Tronca. Cosa dici Ivano? No, mi ha colpito particolare, ecco, che ha detto andare adagio. Andare già adagio vuol dire scoprire, ammirare il paesaggio. Non so, quando anche se spostiamo su un'autostrada, siamo attenti che non succede il sorpasso, eccetera, ma eliminiamo tutto il nostro contorno, sì, è vero.
proviamo ad andare a fare il stesso viaggio sui paesetti di montagna, di campagna, capire che cos'è, che ne so, la chiesetta, fermarsi, il capiteo, anche giustamente l'osteria, poi il caffè, cioè andare adagio. O forse abbiamo perso il senso della curiosità, secondo me sta perdendosi, perché probabilmente su queste piccole cose la persona come si dice, conosce, valuta l'ambiente dove vive, quindi può essere un modo per rasserenare l'animo, Adesso cos'è? Social, de corsa, non c'è neanche più il tempo di valutare la richiesta, la domanda, anche nel stesso negozio del paese a comprarsi, non esiste più, adesso arriva il campanello, suona, arriva il furgone, butta il pacchetto per terra, cioè perdiamo un po' di naturalezza, di vita semplice. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto oggi ti da portare due belle persone che vedo con piacere, specialmente Ivano, che ogni anno arriva con il suo bel presepio. Bravo Ivano, perché il significato del Natale, c'è quello del presepio, l'albero del Natale, ce ne dopo, nel senso che è un fatto commerciale, e ti Ivano ti è sempre presente con i tuoi bei discorsi, con le tue belle parole, mi fa piacere proprio vederti, mi illumina la giornata quando mi te vedo, perché anche il signor Tronca fa delle robe, specialmente il signor Tronca, delle robe che insomma meravigliose, con poche possibilità, solo con il cuore fa queste robe. E se persone come di voi altri, che fanno avanti il mondo, perché fa tutte le robe più belle, vada per i putei, con che canzone, sotto il mandio di 70 anni, perché ero piccolo, avevo una maestra di musica in Campo Santa Conal a Rialto, che ne cantava proprio da qua, sta canzone di qua. Sì, ti te metti i pasticci e la tua bocca è tanto bella, veramente robe speciali. Ti vedi che senza politica siamo meglio, guarda che persone che ti dà, guarda il signor Tronca cosa che riesce a fare, portare via un vagone dei disabili, fargli provare cosa che c'è. E queste che robe che ha bisogno la gente, specialmente la gente normale come noi altri. Giustamente come dice Ivano, adesso si corre dappertutto, adesso bisogna correre, bisogna avere, per arrivare dove? Tutti li devi in cimitero, non corre tanto, andiamo con la fiacca, insomma, le robe più belle, più umili, c'è quelli che dà più soddisfazione. E ringrazio e do persone come di voi altri per la bravura e per l'entusiasmo che mettete per far stare bene gli altri. Grazie, quello che facete. Grazie caro Rinaldo, grazie, sono parole che fanno piacere anche ai miei ospiti quando chiamano le persone da casa, perché io sono convinta che la persona riesce a capire perché ragiona col buon senso, apprezza le cose belle, le cose genuine. Cosa dice Tronca? Il buon senso, apprezzare le cose belle, le cose genuine, apprezzare questi atleti che abbiamo visto cosa sono riusciti a portare a casa di medaglie, e abbiamo ancora che si parla di para, invece di parlare di sport, di Olimpiadi. Cosa ne pensa Tronca? Beh, sicuramente l'esperienza della Francia è stata meravigliosa, perché è stato costruito un momento sportivo parallelo ma ugualmente sportivo, con le stesse regole specifiche dello sport, e abbiamo visto delle persone che veramente sanno fare dell'agonismo una ragione di vita e una cultura,
Poi mi ha impressionato tantissimo il fatto che ci fossero talmente tanti turisti che sono andati a vedere le Paralimpiadi, Esatto. non tanti quanti quelli delle Olimpiadi normali, ma quasi, pressappoco un po' meno, ma un 15% in meno. Anche dei miei amici di Vicenza sono andati a Parigi a vedere le Paralimpiadi. E anche a Verona abbiamo avuto un'accoglienza, un rapporto con questa esperienza del viaggio e con queste persone che avevamo con noi, che è stata veramente, veramente importante. Certamente noi abbiamo questo strumento, amico, compagno, quello che volete chiamarlo, di vita, che è il cavallo, che permette di fare delle cose meravigliose, perché lui non guarda in faccia a nessuno, lui è uguale per tutti. Infatti parlavo proprio l'altro giorno con un altro ospite, Tronca, che si occupa anche lui di cavalli, e si diceva che il cavallo non vede la disabilità. Anche a Villa Margherita che facevano notare questo erano i genitori dei ragazzi, tanto è vero che gli educatori dicevano: ma perché signora sta dicendo questo davanti a suo figlio? Il cavallo non vede mica che suo figlio ha questo problema, è lei che lo evidenzia e non va bene. Cioè educare anche i genitori, forse dobbiamo educare più i genitori che i ragazzi. Tronca, cosa dice? Forse dobbiamo andare a scuola di ripetizione su quella che è l'educazione civica rispetto ai genitori, qualche genitore, non tutti, non voglio sparare nel mucchio perché ce ne sono di bravi, però cosa dice Tronca? Mandare a scuola i genitori non sarebbe mica male? Bisogna creare una cultura di possibilità di vita uguale per tutti, allora, che dipende dalle proprie abilità, non disabilità, dipende dalle proprie abilità. Le abilità le abbiamo tutti, ognuno diverso dagli altri, ognuna specifica, ognuno uguale alla sua, ma le abbiamo. E bisogna tirarle fuori, bisogna che per tutti ci sia un piano per farle tirare fuori. Allora, non pensi, Tronca, che forse è il merito di questa visibilità che hanno avuto questi ragazzi, io mi rifiuto di chiamarli disabili, mi rifiuto di chiamare Paralimpiadi, io parlo di sport e di Olimpiadi, forse è merito di questo sacrificio, dell'impegno, di queste medaglie che sono arrivate, che finalmente qualcuno si è accorto che doveva far vedere, perché sono veramente dei campioni meravigliosi. E soprattutto questo dimostra cosa vuol dire visibilità. Se tu hai visibilità riesci a far capire quello che fai e chi sei, ma se non ti do la visibilità non saprai mai. Io non voglio vantarmi, ma penso di essere stata una delle poche trasmissioni che ha invitato tantissimo, ecco, questi ragazzi, queste associazioni, ecco, anche il suo presidente Ruggero Vilnai, che è venuto ospite molte volte, presidente del CIP, e lui mi ringraziava perché si rammaricava di questo. Mi ricordo che diceva: non abbiamo visibilità, nessuno ci appoggia, ci viene incontro anche. Capisce che io facevo fatica a capire, ma come mai questo presidente, con tutte le associazioni che abbiamo, con questi meravigliosi ragazzi, non hanno la visibilità che hanno i normodotati? E da là ha iniziato anche con questa trasmissione ad avere questi ospiti, arrivavano strafelici, Tronca, strafelici di venire in trasmissione a parlare, ecco, dei loro pregi, non dei loro difetti, il pregio di credere nello sport. Quanto è importante è per una persona che ha dei problemi fisici credere nello sport, perché lo sport aiuta a vivere, a trovare un'altra vita. Prego, Tronca. Lo sport è una cura fondamentale della persona e della crescita delle persone, sia per le persone che hanno normali, diciamo così, che quelle che hanno qualche disabilità. Ed è dentro questa cultura perché lo sport è la cura della crescita personale, è la cura del superamento dei propri limiti e dell'accettazione delle proprie abilità. No, perché uno è capace di fare il salto in lungo, cura quell'abilità. E noi ne abbiamo tante di abilità dentro. Io ho una sensibilità col cavallo quando vado in carrozza e faccio le gare, vado al campionato del mondo. È una sensibilità mia che ho sviluppato, che ho creato, il fatto di farla crescere e di motivarla e di farla vivere e di viverla insieme con gli altri è un motivo di grande crescita personale. È nella crescita che l'uomo si afferma.
Sono belle parole, Tronca, tutti. speriamo che qualcuno di dovere capisca. Cosa ne pensi, Ivano Camerini, quello che ha detto Tronca, della meraviglia di queste persone, la creatività che hanno, il credere in se stessi e di riuscire anche dopo incidenti gravissimi a trovare veramente un riferimento importante per continuare a vivere, che è lo sport? Ma è importantissimo perché si trasmette, diciamo, quella disabilità in cosa normale. Perché una volta, Mirella, ti ricordavi se qualcuno che aveva qualche piccolo handicap, cioè, io nascondeva, io metteva da parte, sì, vero? Certo, Adesso per esatto. fortuna... Com'è? Prego, Esatto, prego, ma esatto. si conferma quello che dici, prego. Adesso per fortuna, grazie alle associazioni, grazie anche come te, come trasmissione, cioè porti alla luce che è una normalità, cioè è in funzione a rendere la vita a questa persona, a questo ragazzo o ragazza, a dire ok, malgrado il tuo, ma sei una persona normalissima, anzi con capacità ancora maggiori, perché devi superare il tuo momento, il tuo stato anche non solo fisico ma anche stato d'animo, anoressia. Ragazzi e ragazzini che si riducono in quelle condizioni perché magari plagiate da una pubblicità, da un sistema che ti rende tutto perfetto. Grazie, dobbiamo ringraziare tutte le associazioni, persone come te che portano alla luce questi ragazzi e ragazze e vanno sostenuti. È una risorsa, non è un qualcosa che va contro la società, che rallenta la società. Assolutamente, vanno integrati e come sono, anzi sono persone normalissime, perché andare a cavallo normali è una cosa, con un disabile pensiamo quanti meccanismi fisici di preparazione anche mentale così, e quindi il sforzo è grandissimo. Io mi auguro che si migliori e che le istituzioni diano atto a questi, che è un bene assolutamente primario per me, un bene primario. Il volontariato su tutti i campi, pensiamo se un attimo per 6 mesi il volontario si siede e basta, non fa nulla. Ferma il mondo, non l'Italia, si ferma il mondo. Quindi istituzioni, dateci almeno la parte burocratica, un qualcosa di... No, adesso dobbiamo girare col commercialista e il notaio e l'avvocato. Metteteci la vita semplice, basta, cioè noi altri facciamo in buona fede coi nostri pregi, coi nostri difetti, ma dopo a fine ci si gira indietro, se vede cosa che abbiamo fatto, tipo noi altri che avevamo la scuola di bambini, che avevamo il museo, cioè se diamo atto e se mettiamo in gioco per la comunità, no per noi altri. Certo, mi piace, come tutti, se è vero, se no non te fai roba. Passione, però pregia la comunità. Nel tuo piccolo paese, se c'è un gruppo di volontario attivo, il paese vive. Il paese vive, sì. È vero? Sì. Allora andiamo a vedere anche questo video, perché prima si diceva di andare piano, andare lento. Una volta si andava piano, si andava lento, e soprattutto a questi ragazzi io direi di andare piano e di andare lento. È inutile che me la raccontano che bisogna cercare di far capire ai settantenni e all'ottantenne che forse la patente va rivista, sarò anche d'accordo, però mi sembra che quelli che troviamo morti siano più i ragazzi diciottenni, ventenni, trentenni, che non il settantenne. Io alle 2 e alle 3 di notte non vedo di sicuro il settantenno, alle 4 del mattino, se c'è qualcuno è perché va a lavoro, poveretto, ma non di sicuro che tornano dai divertimenti, di andare piano. Una volta si andava piano, si aveva paura di tutto. Adesso vedremo di riflettere. È questo video ad esempio del spaventapasseri con le primule, che sono i bambini, le primule non sono le primule, sono i bambini, vero Ivano? Sì. E questo spaventapasseri che faceva paura, che ti incuteva paura, oppure la nonna mi raccontava il massariol, che era il massariol, aiuto passare di là perché usciva il massariol che noi non sapevamo neanche cos'era, erano già cambiati i tempi, ma adesso questi non ha più paura di niente, forse se mettiamo un bel spaventapasseri
ma che Sì. li prenda così, però come fa la Mirella ogni tanto che li prendo per i capelli, fa oi là, gli dico Sveglia. ragazzo sveglia qua siamo sveglia Veneti, non sei a casa tua, sveglia, forse non sarebbe male, fa mica male prendere così, hanno anche tanti capelli sempre, che fa un po', anche I se nostri viene genitori una volta si te dava a sverla o cosa, non era per cattiveria, probabilmente te ha combinato qualcosa. Però quando li prendo così qualcuno perché sorpassa la riga, sì. lo guardo negli occhi, No, no, guardami bene, non andiamo tutti. a vedere Spaventapasseri e Primule. Non tutti, ma gran parte sì. Bellissimo, bellissimo, bravo Ivano sì. Camarini, abbiamo la nostra Giusy, poi andiamo in pubblicità, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. al tuo ospite, una meraviglia Mirella, una meraviglia anche il presepe che ha davanti, quanta pazienza a fare che robe ha che mi non avaria e per fortuna che sei qui che la ha. Mirella, mi ho fatto l'albero di Natale su un ficus, avevo un ficus qua in salotto e un giro di lucette qui piccoline bianche da alto e basso che sono andata attorno se veniva fuori all'albero di Natale. Bello. Hai fatto Così bene. volevo dirti questo. Vi saluto. Brava, delle volte un po' di fantasia non Poco, fa niente male, fantasia. ecco, perché veramente con questi alberi abbattuti sarà anche bello il pino che arriva in Piazza dei Signori, ma quella storia del pino là
è una storia, 13 metri di pino, insomma non so, comunque fa bello e non c'è niente da fare, il Natale è così ed è il pino, è l'albero di Natale, l'abete, ed è quello l'abete, e dall'abete non si scampa, sempre abete è, che sia finto che sia vero, però ogni tanto questa genialità, creatività, se uno non ha i soldi, no, fa magari con una piantina e riesce a fare anche l'albero di Natale. Pubblicità. Adesso vedremo ancora queste immagini bellissime di cavalli e carrozze con Giulio Tronca, atleta paralimpico che si occupa di questo, di dare felicità, di svago e soprattutto anche uno sport che fa bene, perché è uno sport che ti fa ammirare, ti fa fermare, ti fa andare piano. Prego Tronca. Sì, questa è un'attività che facciamo sempre, intanto facciamo sempre all'aperto, quindi in mezzo alla campagna con i cavalli e cerchiamo di recuperare questa cultura della carrozza che è parte della storia dell'uomo, quindi è parte della nostra vita. Che cosa stiamo vedendo, Tronca? Beh, qua stiamo vedendo una gara di completo dove qua sono io praticamente con la mia cavalla, che adesso non ho più. Bella sta gara cambiata. Qua. E qua siamo all'ippodromo di Padova, al centro dell'ippodromo dove c'è la piazza, il campo centrale dell'ippodromo. Abbiamo degli ostacoli fissi che sono questi che vedete qui, che vengono montati e bisogna fare un percorso a tempo dentro questi ostacoli. Qua ci vogliono cavalli molto preparati e bravi. Io con questa cavalla ho fatto 3 campionati del mondo. Si diverte. Con questa cavalla ho fatto 3 campionati del mondo e... Chissà perché è una femmina, Tronca, anche qua una femmina che vince, questa figura femminile anche nel cavallo. Adesso è un cavallo maschio, lei sta facendo siamo scesi dalla scala con sto cavallo maschio, però io ho visto questa che ha vinto, come si chiamava questa cavalla? Candy. Bellissimo. La cavalla adesso ce l'ha un'altra ragazza che sta facendo gare anche lei, sta crescendo, sta venendo avanti, è una cavalla molto esperta e che mi ha dato tantissimo e ha portato in giro tante di quelle persone a passeggiare, a far girate, a far giri che non so quanti, ed era sempre disponibile, pronta ancora. Ma perché Tronca anche nelle RSA è così faticoso far uscire questi, magari penso, perché a Mirella che piace sognare, andare a prendere questi diversamente giovani con la carrozza, portarli a teatro nel pomeriggio, portarli su questi teatri che abbiamo bellissimi, poi perché veramente io penso che ci vorrebbe così poco, visto le associazioni di volontariato che abbiamo e che tutti possiamo fare qualcosa, portarli a divertirsi e poi riportarli a casa, pensate a loro quando rientrano, raccontare, vivere la sera, visto che vanno a letto molto presto, nel ricordo di quello che hanno passato il pomeriggio. Ma perché è così difficile, Tronca? Perché non è che questo mondo del volontariato non ci sia, è che siamo divisi ed è faticoso per qualcuno sempre fare qualcosa in più, dico io, invece noi siamo sempre disponibili, ma dobbiamo pensare che anche noi diventeremo così, avremo piacere di fare delle cose che magari le persone che hanno la possibilità o hanno anche molti soldi di fare perché hanno tutto però io penso che Tronca si potrebbe fare qualcosa di più, che se, come dice Furlan, che è il presidente delle Proloco a livello nazionale, facciamo squadra, facciamo rete, meno campanili, specialmente con le fragilità. Cosa dice Tronca? Certamente si potrebbe fare di più, sicuramente si può fare di più. Diciamo che il mondo nostro con i cavalli e le carrozze è un mondo che sta stringendosi perché sta un po' sparendo questa cultura, no? Comunque qui da noi è sempre più limitata
Però potremmo sicuramente fare di più, Io faccio tanto perché ho 70 anni e continuo a portare in giro gente a fargli fare queste esperienze. Però non è facile costruire. Ma io vivo in una città, Tronca, dove penso Nelle che siamo città fortunati, sono abbiamo nati perfino nelle l'ippodromo, nelle abbiamo città- l'ippodromo. Nelle città sono nati 1.000.000 di problemi di sicurezza, di avversità, di ambientalisti, di gente che fa discorsi che non stanno né in cielo né in terra e che fanno dei ragionamenti che sono allucinanti. I cavalli nostri sono cavalli che sono trattati come dei nobili, e comunque anche i cavalli che hanno sofferto con l'uomo hanno costruito con l'uomo nella storia. Fondamentali. Oggi i nostri cavalli sono dei signori, vivono meglio di tanti di noi, e come li trattiamo? Però quando siamo per strada abbiamo la gente che si ferma e ci dice: ma quanta fatica fa quel cavallo a tirare una carrozza? I cavalli tiravano 30 km al giorno di carrozze di viaggio una volta. Oppure Abbiamo facevano Maria da 30. Bovolenta, sentiamo Maria. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buon giorno ai tuoi ospiti. Il signore che ha il presepio lì davanti da te, Mirella. Volevo dire al signore là che stanno tirando via tutte le nostre tradizioni. Guarda, mi è venuta una malinconia, mi è sembrato di tornare indietro nel tempo, e anche chi ha fatto vedere, sai, il sabato quando fanno vedere Lucio Gianato, sì, che fa vedere agricoltura veneta. Sì. Non so se è il signore che c'era, sì, sì, e coso, hanno fatto vedere la mia come si può dire, quando avevo 7-8 anni, insomma, hanno fatto vedere i scartossi quando si metteva sul pagliaro. Dopo, guarda, sono tornato indietro nel tempo, guarda che bello. Ma perché non esiste più cosita sta roba? Ma perché? Ecco, voglio dirti, Mirella, una buona giornata a te, al Signore. Mi raccomando, sia sempre così, ha capito? Che faccia valere le nostre tradizioni, le nostre belle. Siamo nati poveri, però stia a sentire, siamo nati poveri sì, ma stavamo meglio però, un pezzetto di punta, un ovetto e una falsetta. Mi ricordo ste robe genuine. Ecco, va bene, vi saluto e congratulazioni al Signore. Grazie. Va bene? Ecco. Siccome che non abbiamo i video di Nadal, perché Ivano non ha fatto tempo a mandarli, ma abbiamo qui da primavera, raspa primule, vai!
Ivano. Cosa? Allora si parlava con Ivano bambini e bambine, la difficoltà anche di far capire l'importanza delle tradizioni. Le bambine meno, vero Ivano? Sì, I bambini fanno fatica a mettere questi costumi, questo fazzoletto, questo cappello. Come sì. mai? E quanti bambini avete, Ivano? Allora, attualmente sono un 35-36. 30 ragazzine e 5 bambini, ma riscontriamo proprio, non dico fatica, la bambina è orgogliosa e si vanta e le trecce, e il maschietto non si sa, dopo capisce, però metta il cappello, il fazzoletto, anche te fa capire che è un vestito di una volta, di bambini di una volta. La tradizione. Ok, li accetta, però è un senso di vergogna che dopo, a quel tempo, io supera. Però questo senso che... Ma i numeri delle bambine sono diversi dai maschietti. E di volte vediamo che arriva e salutiamo. Ivano mi fa... perché ho imparato una canzone nuova. Questo viene tutte dalle bambine. E nostre maestre ragazze, che era Primole, che adesso insegna a questi, e ora che porta vanitoso, vuoi imparare la canzone, vuoi imparare la frase, vuoi imparare il proverbio indietro. E i bambini freddi, ma per dire dopo, non so, cultura o predisposizione, bisogna dire, e donne molto più, non so, e vede robe molto più diverse e forse anche più naturali, perché se noi si vergogna vuol dire che è una cosa semplice. Eppure tu vai in Alto Adige, perciò non è che facciamo tanti chilometri, e là quando entri nei ristoranti, sono tutti con gli abiti della tradizione. Troviamo un ristorante da noi altri che ha gli abiti dei nostri della tradizione, trovarmene uno. Ma se è vero, guarda, non so per contarla, sono stato 2 giorni su un paese vicino a Bressanone, chiusa, è un paesettino tipo di montagna, tipo Cisone, eccetera. Casualmente che era la festa paesana. Credetemi, l'80% dei giovani, uomini e ragazze, col vestito tipico. Cioè, quando mai sono altri sul paese, per nominare San Biagio, che siamo qua vicino, troveremo sti giovani, ma veramente giovani, no? Chi si presenta a sta festa in maniera naturale, non so che avesse da cantare, ballare, niente. Proprio col costume, anzi io definisco abito del luogo. Però c'è un però. Io lo dico sempre. Questo succede perché noi non riusciamo a trasmettere fin da piccoli la tradizione del nostro paese. Va insegnata da Noi non l'abbiamo trasmessa. Ma io non sto parlando di tempi recenti, anche in tempi meno recenti, è vero, ma... questa tradizione spariva, talmente sparita che ne troviamo più. Adesso il ragazzino, come dice Ivano, ma qua mi metto che roba là, perché non fa parte del suo modo di vedere le cose, le tradizioni. Tronca, cos'è la tradizione? Hai sentito Ivano Giulio che ha detto i ragazzi più che le bambine, i bambini sono più veramente restii a indossare le divise, ma anche la divisa in generale, ma anche mettere anche un semplice cappello, cappello. Tu metti un semplice, vediamo se lo porta. Se guarda, no. Prego, Giulio, com'è sta storia? Allora, viviamo in un mondo dove il concetto di tradizione sta sparendo, non esiste. Cioè, c'è il concetto, viviamo dentro un mondo che vuole l'innovazione, non va alla ricerca della tradizione, ma questo ha cambiato tutto il nostro mondo, la nostra cultura. Quella del mondo attuale non è più basata su questo. Per esempio, nel mondo dell'equitazione, una volta c'erano maschi e femmine che facevano circa uguali l'attività sportiva dei cavalli. Adesso l'80% sono ragazze e il 20% sono maschi. Poi magari i maschi arrivano a categorie più alte, però fanno anche delle robe importanti e cose, però
apporto è questo. Perché? Perché le ragazze hanno più una predisposizione a un percorso di apprendimento, mentre il percorso di apprendimento dei maschi nel mondo moderno è molto accelerato, molto spezzettato e veloce. Perché? Perché lo imparano dalla famiglia, dal computer, da tutte queste robe che avremo intorno. È chiaro che per esempio noi con le carrozze che vogliamo portare una cultura di sport con gli attacchi, quindi con un cavallo che oltre a portarti sulla schiena deve anche saper tirare la carrozza, abbiamo tante difficoltà in più e le viviamo anche noi, no? Però questo non so se sia Per esempio c'è una cosa che mi ha sempre colpito e che adesso mi vorrei mettere in risalto. Io sono vissuto in fabbrica come tanti di noi, insomma, no, sono partito facendo l'operaio, ho finito facendo il capo officina, responsabile della produzione della fabbrica, delle 2 fabbriche importanti di Vicenza. Però quando entravo in un posto di lavoro, ho cominciato a lavorare, la prima cosa era quella di essere accettati, di essere accettati dagli altri e di imparare la situazione, di imparare a vivere in quel posto di lavoro. Adesso uno entra, deve dimostrare che quelli che ci sono lì erano peggio, sono meno bravi di lui, e quello non sa magari niente, per cui abbiamo fatto sparire intere modelli di professionalità. Chi è che trova più un idraulico adesso? Perché per fare l'idraulico che vuoi anni di apprendimento. Ma Giulio, secondo te cosa è dovuta a sta cosa? Per una volta c'erano anche le scuole di formazione e poi hanno cancellato tutto? Ma perché le hanno cancellate? Perché le scuole di formazione una volta erano per fare il muratore, l'idraulico, adesso sono per fare l'assistente sociale, l'assistente culturale, l'addetto a non so cosa, ma la cultura del lavoro e i lavori dove ci vuole una esperienza e una conoscenza sono drammaticamente in crisi. Guardate che questi dati poi a livello industriale sono spaventosi, cioè si parla che noi abbiamo nel nord, qua da noi, un potenziale produttivo che potrebbe essere del 10-15% di più di quello che attualmente è. Perché? Perché trovare una persona che si mette lì a imparare a usare un tornio e a lavorare dentro un'officina meccanica oggi è un dramma. E non è l'emigrato che viene dal barcone che lo sappiamo e lo mettiamo in fabbrica, che vuole anni per portare quella persona lì alla cultura industriale che ci serve oggi in questo mondo, che poi continua a evolversi, che diventa più complesso e cosa. E lo stesso è sulla pratica sportiva e le tradizioni. Dove sono le tradizioni? Cioè, tradizioni sono perché sono le persone come voi o come me, da un altro punto di vista, che mantengono in vita certe culture, no? E che ci mantengono collegati a un certo mondo. Ma più le aree sono industrializzate, più vivono in rapporto col mondo moderno e cosa, più questo legame sarà debole, fragile. E poi abbiamo una grossa perdita di identità. L'identità culturale è una roba che viene massacrata dal sistema. Ma il sistema non l'abbiamo di sicuro messo in piedi noi, caro Trinca. Purtroppo è così, e il sistema che è marzo di più è un sistema che spaventa, oltretutto che fa paura questo sistema, perché stiamo perdendo i valori con questo sistema e non riusciamo neppure più a emozionarci. Una volta era la tradizione che ci emozionava, ecco, perché la tradizione trasmetteva i valori che emozionavano. Adesso io vorrei capire, ecco, l'emozione che provavamo noi a vedere un albero di Natale, un presepe, se i ragazzini di oggi provano queste emozioni. Non so se Ivano Camarin, la Pastoria del Borgo Furo e tutte quelle associazioni che abbiamo nel territorio che con grande fatica continuano a insistere invece per portare avanti questi importanti valori che sono le tradizioni, che dovrebbero essere supportati. Io l'ho detto anche a Furlan, che forse dovreste stare più vicino, ecco, anche loro impegnarvi di più anche sulle manifestazioni e invitarvi, perché questi concerti che ne ho anche adoscato e piene, cioè le tradizioni nostre
dove vanno a finire, capisco il concerto, sì. ma all'inizio puoi fare anche la tradizione con Esatto. questi gruppi folcloristici, e alla sera fai il concerto, ma non è che certo. solo devi fare il concerto e basta, cioè io non riesco a capire sulle sagre ste robe, ecco, gliel'ho detto a Furlan e Furlan mi ha dato ragione, ecco, perché la Mirella qua parla, cerca di parlare per aver ragione o per aver torto, avevo anche torto magari, che qualche duni non la vede come me, però io dico quello che sento e quello che mi dicono di dire, quasi sempre. Oggi poi metto qualcosa anche del mio, se è vero, però quasi sempre. Allora andiamo a vedere Aria Marzolina e poi salutiamo. Adesso saluto Giulio Tronca di essere stato con noi, grazie Giulio, spero di vederci presto e portare a spasso questi diversamente giovani in carrozza a teatro. Ci faremo aiutare anche da Ivano Camarini, andiamo a vedere Aria Marzolina e poi salutiamo anche Ivano Camarini. Siamo su un palco. Bravissimi, come ci saluti Ivano Camarin? Allora, se posso, visto che parliamo di meraviglia, vi invito dal 15 di dicembre a 19 gennaio a visitare la mostra di presepi presso il nostro museo etnografico. Siamo aperti dal giovedì alla domenica e sicuramente andiamo fuori con un animo un po' più sereno, perché se cose belle, fatte in maniera veramente preziosa. Tanto per dirvi, abbiamo pezzi che sono stati esposti solamente in Vaticano e ad Assisi, quindi chi ha modo di passare per il museo, fermatevi, che sicuramente l'animo sarà molto più sereno dopo aver visto la mostra. E niente, stemme bene, buon Nadal e buone feste, e se vediamo il prossimo anno. Ecco, grazie Mirella veramente dell'invito, è stato bello, grazie. Grazie a te Ivano Camarina, grazie al presidente gruppo folcloristico trevigiano che è stato con noi, grazie ancora a Giulio Trinca, pubblicità.
presento anche un ospite graditissimo in presenza, che è il professor Maurizio Gallucci, medico che si occupa di demenze e di Alzheimer in particolare, e parleremo di questa malattia, purtroppo questa patologia che colpisce sempre di più persone anche giovani, vero professor Gallucci? Certo. Grazie veramente di essere con noi. Saluto anche il sindaco di Zero Branco, Luca Dorighetto, grazie anche al sindaco di essere qui, anche il sindaco andrà a scuola questa mattina, visto che anche il sindaco si occupa di fragilità di diversamente giovani, perché è l'unica porta dove trovano questo un po' di conforto le famiglie, e che è il sindaco con i servizi sociali, se li ha, è una fortuna anche avere i servizi sociali a sto punto. Grazie sindaco di essere con noi, ci tenevo proprio. Allora sentiamo professor Gallucci cosa la preoccupa di più. Prego professor Gallucci e grazie. Buongiorno a tutti e grazie anche dell'invito a Mirella. Gli anziani sono sempre di più, però il decadimento cognitivo colpisce anche i giovani, cosiddetti giovani, cioè coloro che hanno meno di 65 anni. E i fattori di rischio sono l'alcol, l'assunzione magari di droghe in giovane età, i traumatismi cranici, il diabete, il colesterolo alto e quindi anche un'alimentazione non corretta, e anche turbe del ritmo come la più frequente è la fibrillazione atriale. Mentre i fattori protettivi sono l'attività fisica, una dieta mediterranea, un'alta scolarità, e quindi tutto si gioca, o gran parte si gioca, già in giovane età a livello degli stili di vita. Hai capito? Queste forme, quando si appalesano clinicamente, sono in genere più aggressive di quelle che insorgono nel paziente anziano e hanno anche un andamento progressivo più rapido. Quindi è molto importante intercettarle precocemente e cercare di fare una diagnosi in tempi rapidi. Paradossalmente la letteratura internazionale ci dice che queste forme sono spesso misconosciute e i tempi di diagnosi sono addirittura più lunghi della media dei tempi di diagnosi per le persone anziane che vengono colpite dalla demenza in età quindi avanzata. Anche la tipologia dei sintomi e delle forme è diversa, nel senso che negli anziani la malattia dementigena più frequente è la malattia di Alzheimer, che inizia in genere classicamente con un disturbo di memoria, mentre invece le forme giovanili sono delle forme che spesso esordiscono con disturbi del comportamento. Tanto è vero che spesso questi pazienti non vanno direttamente ai centri, diciamo, esperti relativi al decadimento cognitivo, ma magari vengono visti inizialmente in ambito psichiatrico. Poi i colleghi psichiatri si accorgono che non si tratta di una psicosi e quindi poi ce li mandano. E quindi la forma, diciamo, più frequente in età giovanile al di sotto dei 65 anni è quella che viene chiamata demenza frontotemporale, che interessa i lobi frontali e temporali e si appalesa clinicamente con disturbi del comportamento, quali aggressività, intemperanza, insonnia, e anche c'è una variante che riguarda i disturbi del linguaggio, con un'afasia, quindi una difficoltà di produzione linguistica, di eloquio ridotto, che si impoverisce sempre più, fino ad arrivare al mutacismo, cioè alla persona che non riesce più a parlare. E quindi sono forme particolarmente gravi e dove bisogna dedicare, diciamo, molta attenzione per una diagnostica fine. Non essere superficiali, ma accompagnare no. Queste persone dagli esperti che li abbiamo fortunatamente, perché sennò la persona diventa veramente un problema per se stessa, per gli altri, e anche la pericolosità. Allora sentiamo anche cosa dice il sindaco Luca Dorighetto di questa popolazione che invecchia sempre di più, non abbiamo strutture, non abbiamo operatori. Eppure se siamo diventati, lo dico sempre, sindaco, così belli, grandi e bravi, è merito di queste figure
che forse ci dimentichiamo un po' troppo che esistono, oppure non diamo quei servizi che dovremmo dare anche voi con questa coperta cortissima. Siete quelli che dovreste avere la coperta sempre più grande, abbondante, anche bella calda, invece vi ritrovate ad essere quelli che hanno la coperta più piccola, più stretta e dare molti servizi che non riuscite a fare. Prego, Sindaco. Sì, intanto grazie Mirella per l'invito di oggi, e sono anche felice di poter ascoltare il professor Gallucci, perché effettivamente il quadro che ha tracciato è un quadro che riscontriamo anche noi qua. Una volta i latini dicevano mens sana in corpore sano, quindi l'accompagnamento della salute fisica e mentale che riescono a portare una persona a vivere magari più a lungo e con qualità. E effettivamente, come dicevi tu, la necessità di nuovi servizi o di implementare i servizi che attualmente ci sono in essere per le persone anziane, ma in realtà anche per una fascia d'età che si sta abbassando sempre di più, soprattutto collegato al tema della prevenzione delle demenze, perché purtroppo anche noi qua abbiamo riscontrato un aumento, soprattutto nel post-Covid, di situazioni dove le persone, l'esempio che faceva il professor Gallucci è proprio, mi sembrava di vedere 3 o 4 casi che ho avuto la necessità di seguire anch'io qua nel mio comune, di persone comunque giovani, molto giovani, che inizialmente sembrava avessero solamente degli scatti d'ira o dei cambiamenti di carattere, che poi invece sono stati certificati come situazioni legate alla demenza o nell'età più avanzata appunto a situazioni di Alzheimer. E la mancanza vera in tutta questa catena di aiuto e di accompagnamento si dimostra tangibile nel momento in cui ci sono dei laschi di tempo che possono essere anche di alcuni mesi, i primi segnali, e quindi nel momento in cui la famiglia si accorge che c'è qualcosa che non funziona, fino a quando si riesce ad arrivare alla diagnosi. E questi mesi purtroppo in alcuni casi sono diventati anche 1 anno e mezzo, con la difficoltà della famiglia di gestire la persona, ma anche poi la difficoltà dei nostri servizi sociali e delle strutture sanitarie di riuscire ad accompagnare queste persone in un percorso che possa essere il più rapido possibile per riportare una situazione quantomeno di tranquillità e di serenità all'interno dell'alveo familiare, perché ritrovarsi con magari una persona giovane, quindi anche fisicamente ancora attiva, ma con la incapacità di riuscire anche ad interloquire o interagire, perché quando ci sono queste situazioni magari di crisi non si riesce proprio a parlare. Ho avuto io stesso la riprova in questi casi di cui vi accennavo prima, di dover confrontare con loro, e queste persone addirittura o non mi riconoscevano o reagivano in maniera violenta anche nei miei confronti, pur magari avendo invece sempre avuto un rapporto ottimo e di conoscenza diretta. E quindi queste tematiche qua sempre di più iniziano ad essere pregnanti. Serve, come dappertutto, trovare non solo le risorse, ma una modalità più rapida e nuova per riuscire a venire incontro alle famiglie, perché pensate, una famiglia che si ritrova in una situazione del genere, magari col capofamiglia, e va avanti per 1 anno e mezzo, cosa può comportare anche in termini proprio di gestione della vita familiare, da un lato, e dall'altro anche i nostri servizi sociali, come dicevi giustamente tu, Mirella, hanno la necessità di avere le risorse per poter affrontare queste situazioni. Sì, perché ho capito io, Sindaco, ma se queste risorse non le avete, non ci sono e non ci saranno neanche in futuro, perché abbiamo visto i tagli dove sono stati effettuati. Questi non sono sacchi a perdere, e queste non sono persone che possono aspettare in eterno che qualcuno si decida a capire che sono delle persone che hanno il diritto di avere quello che gli aspetta di diritto, che è scritto anche nella Costituzione. Allora io dico sempre, Sindaco Durighetto, qualcuno mi contesta e dice che sono la solita polemica, invece io dico quello che penso e quello che vedo, che forse siete troppo tiepidi voi sindaci che avete fatto squadra, perché voi avete gli eserciti che sono i cittadini che vi hanno votato, e sono degli eserciti che sono talmente bravi perché se avete seminato bene, anzi vi rinnovano il mandato. Allora questi eserciti devono farsi sentire di più, perché mi sembra che anche se abbiamo i nostri parlamentari, voi sindaci non siete abbastanza ascoltati, perché voi sapete cosa avete nel territorio e quello
quello che vi serve. Abbiamo visto questo reddito di cittadinanza come è andato a finire perché non l'hanno dato i sindaci che avrebbero saputo come gestirlo. Allora penso che invece di essere tiepi, se foste un po' più rock, perché i numeri contano in politica, i numeri li avete per combattere questa politica che non ascolta, forse anche queste persone avrebbero delle risposte e più aiuti. Cosa dice Sindaco? A riguardo in realtà noi ci stiamo muovendo proprio col gruppo, nel caso specifico della conferenza di sindaci, quindi di tutta LUISS 2, per cercare di trovare non solo le risorse, ma anche per riuscire ad avere una struttura che sia in grado di funzionare rispetto a queste esigenze. Io non ho problema a dirlo e lo ribadisco perché l'ho già detto in alcune situazioni. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo ridotto il numero di risorse destinate per esempio per gli sfalci dell'erba e per le manutenzioni ordinarie, perché abbiamo avuto un aumento del 25% dei costi collegati proprio all'ambito sociale. Tenete conto che noi siamo passati nell'arco di 5 anni da circa 350.000 euro di contributo a LUISS a 500.000 euro, che è la cifra che impegneremo quest'anno. Quindi in quel caso un aumento enorme, di dare in prima battuta una risposta a quelle persone, perché come dicevi tu, qua stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di matti, non stiamo parlando di strade, non stiamo parlando di lampioni, stiamo parlando di persone, quindi la priorità è assoluta. Dall'altro lato però effettivamente ci stiamo muovendo perché dallo Stato centrale ci arrivino le risorse per poter dare dignitosamente una risposta a queste situazioni. Sì, ma non dovete muovervi col violino, Sindaco, dovete muovervi col tamburo, non col violino, perché certo, fino adesso avete adoperato il violino, mi sembra, perché le risposte non arrivano. Professor Gallucci, però quello che ha detto lei è molto importante, nel senso che si inizia da piccoli ad avere questo rispetto per il proprio corpo, con una dieta sana, con lo sport, col movimento, ma mi sembra che anche queste cose non avvengono. Questi ragazzi che bevono in maniera incredibile, quasi tutti, glielo posso assicurare, ma quello che mi preoccupa è che li vedo iniziare a bere già a 11 anni, fumare a 11 anni, oltre al cellulare non ne parliamo, e soprattutto mangiano malissimo. Io li vedo una cosa veramente terribile. Ma io come faccio a incolpare questi ragazzi? Che messaggio possiamo dare a questi genitori che forse dovrebbero capire che li hanno messi al mondo, non è che loro hanno detto guarda che ci sono anch'io perché ho deciso, qualcuno ha deciso di metterli al mondo e vanno accompagnati nei percorsi di crescita. E la crescita, l'ha spiegato, è molto importante perché sennò dopo 1 + 1 fa 2 e paghi le conseguenze. Noi non possiamo avere a 18 anni ragazzi che girano col pannolone, che nessuno lo dice perché la droga gli ha bevuto il cervello, perché questo fuma non se ne parla, perché è guai parlare di queste cose. E queste sostanze chimiche che molto spesso si sentono ma non si capisce veramente quanto pericolose sono. Questi genitori che dicono ma dai, tutto sommato si è fatto una canna, vabbè, chi è che non la fa? Io non le ho mai fatte, ad esempio, per dire, no, siccome che tutti hanno fatto la canna, qualche genitore dice, io ad esempio non so, è il sindaco d'Urighetto, non so il professor Gallucci, però fare tutto di un'erba un fascio mi dà un po' fastidio, perché non è che funzioni così. Cosa dice? Che messaggio vuole dare questa mattina, professore? Io penso che la famiglia sia un fattore fondamentale nell'educazione dei figli e diciamo che spesso si tira in ballo la scuola, ma prima della scuola viene la famiglia, è la famiglia che deve dare la giusta educazione, ma soprattutto con l'esempio. Esatto. Quindi anche dei genitori occupati molto devono trovare il tempo per dedicare del tempo ai propri figli. È nella famiglia che avviene il primo, diciamo, imprinting dal punto di vista comportamentale affinché i ragazzi poi crescano bene, frequentino buone compagnie, non abbiano devianze. E dopo, per carità, c'è anche la scuola, però non si può pensare di demandare tutto alla scuola. L'educazione, le cose basilari fondamentali di comportamento, di sani stili di vita, anche delle norme di educazione civica, di buon comportamento e di rispetto soprattutto nei confronti degli altri, delle altre persone, avviene in famiglia. Questo è il punto fondamentale. Volevo chiosare quello che giustamente ha detto il sindaco poco fa.
Le persone che hanno un decadimento cognitivo o disorgenza al di sotto dei 65 anni sono spesso persone in attività lavorativa e talvolta sono anche l'unica fonte di reddito del loro nucleo familiare. E questa è una situazione drammatica, perché oltre ai problemi della malattia, poi spesso questi nuclei familiari hanno anche il problema del sostentamento economico. E in più l'attività di accudimento, che con un inglesismo attualmente si dice caregiver, cioè colui che porta l'assistenza, è demandata in questi casi alla moglie, al marito, cioè al coniuge ancora sano, e talvolta addirittura ai figli. Quindi ci sono situazioni in cui, per esempio, la moglie deve accudire il marito, contemporaneamente deve cercare di lavorare per avere un sostentamento economico, pensare ai figli, quindi è una situazione di estrema fragilità del nucleo familiare. E poi c'è, non da dimenticare, l'impatto anche psicologico sui figli, i quali molto spesso sono minori. E quindi si trovano il papà o la mamma che non è più lui, cioè non è più il papà e la mamma che avevano conosciuto sin da bambini, che si comporta in modo diverso e spesso inappropriato, per cui c'è anche un impatto psicologico importante su questi figli che, diciamo, vengono un po', come dire, segnati o perlomeno rischiano di essere segnati. Quindi le demenze e insorgenze giovanili, la frontotemporale è la principale, ma non è l'unica, perché ci sono insorgenze anche di altre malattie, anche lo stesso Alzheimer ha delle forme atipiche all'insorgenza giovanile, vanno diagnosticate precocemente e trattate, ma il problema non si esaurisce a livello sanitario. Ci vuole una rete di supporto anche per le persone, diciamo, giovani che accusano queste malattie dementigene. Questo è una cosa importante, perché la percezione è che c'è un aumento di queste forme dementigene giovanili proprio a causa di alterati stili di vita che lei, Mirella, ha citato, cioè questi ragazzini che fumano in giovane età, bevono in modo smodato, si alimentano male e tutto questo e non fanno movimento. E non fanno movimento, tutto questo è un accumulo di rischi, una sommatoria di rischi che poi quando hanno 50-55 anni li porta ad avere anche un decadimento cognitivo, oltre al diabete, oltre all'ipertensione e ad altri problemi. E anche un costo per tutta la comunità, perché dopo alla fine diventa Non ultimo è un costo sociale importante, non trascurabile. Come sempre, il vecchio detto che è meglio prevenire che curare, e risparmiando anche sofferenza alle persone che quindi poi possono evitare di ammalarsi. Abbiamo Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Buongiorno e grazie per la vostra trasmissione. Grazie a te Roberto. Volevo parlare un attimo con il sindaco, se è possibile. Prego. Volevo chiedere qualche cosa al sindaco, visto che vedo che è un sindaco giovane. Volevo chiedere come mai i sindaci in linea generale di destra e di sinistra non protestano, perché avrebbero la possibilità di farlo, perché ogni legislazione prendono sempre diminuiscono i soldi per i comuni, anche questa volta sono stati presi dei soldi per i comuni. Perché non protestate? Perché non andate in piazza anche voi che avete la forza di farlo, voi che siete i rappresentanti dei cittadini? Adesso nei comuni mancano tantissime cose, io parlo del mio paese, dovevano fare la casa di riposo e non l'hanno fatta perché sono senza soldi, non vengono fatte, una volta venivano fatte le case per le persone meno abbienti, la Gesca, le vie discorrendo, ci sono poche possibilità di dare una mano ai cittadini che non hanno niente. Volevo dire, voi avete la forza, la possibilità di protestare, perché il comune, dopo la famiglia, dopo la scuola, è il rappresentante principale per i cittadini. Ti dico, faccio un piccolo esempio che magari non calza molto, però diciamo che anche questo governo sta cercando in qualche maniera di racimolare i soldi per darli, si spera, a chi ha bisogno, però
le dico, l'ho detto ancora, diciamo c'è qualcuno che continua ancora a dire di fare il ponte in Sicilia. 16 miliardi che vengono spesi, forse anche di più, perché sappiamo che in Italia quando fai un preventivo per qualcosa poi aumenta del 50%, perché non vengono dati ai comuni, alle scuole, agli ospedali, a tutte queste attività? Perché non siamo un paese ricco, queste cose possono farli chi ha la possibilità di farlo. Il ponte si può fare, ma quando c'è la possibilità di farlo. Ci sono delle cose, faccio un esempio stupido perché si sente sempre questo, anche i 3 euro che sono stati dati alle pensioni minime, non penso nemmeno siano una pubblicità, penso sia una cosa deprecabile. Quindi vorrei sentire anche voi sindaci in piazza, come vanno i metalmeccanici, come vanno i dottori, come vanno gli infermieri. Perché non lo fate voi che avete la forza di farlo? Perché se voi andate in piazza e cominciate a gridare, mettete in crisi la nazione, capito? Voi siete i rappresentanti dei cittadini. Io per esempio sono andato ad ascoltare il municipio e anche il sindaco del mio paese continua a dire ma non ci sono i soldi, ma per farvi dare i soldi dovete voi chiederli. Non parlo né di destra né di sinistra, voi siete l'inizio della democrazia, capito? Se continuano a portarvi via i soldi, chi gestisce un comune? Chi dà la mano alle persone povere? La ringrazio e mi scuso del disturbo. Grazie a te Roberto. Vede, guardi che non avevo parlato con Roberto Durighetto, perciò la telefonata, ecco, è proprio tranquilla, non c'è nessun connesso con quello che... Ma capite perché dico che io sono in mezzo alla gente, cosa mi dice, poi io riporto? Ecco, questa è la telefonata al mio, un supporto a quello che ho detto. Prego Durighetto. Sì, allora è vero e ha ragione Roberto in tutto quello che ha detto. Ci sono solo un paio di punti, anzi interessanti spunti di riflessione. No, ci sono solo un paio di punti che io ci terrei a sottolineare, a chiarire, conforme di quello che diceva Roberto, anche in termini di stimolo, proprio per dire muovetevi, scendete in piazza, fate baccano anche voi, protestate perché questa gestione qua sta penalizzando tutti quanti. Allora, per quanto riguarda i sindaci, in realtà c'è un organismo che si chiama ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, cui aderiscono i comuni, a cui aderisce anche il mio comune, e ANCI ha un tavolo continuo e diretto col governo proprio relativamente alle necessità di risorse, ai tagli e alla gestione di un bilancio condiviso, mettiamolo così, tra quello statale e quello degli enti locali. Per esempio, prima volevo dirlo ma non mi sono dimenticato evidentemente, per esempio per la prima volta col bilancio 2025 verranno stanziate delle risorse da destinare ai comuni per i ragazzi minori che sono ricoverati in struttura, perché molti di voi non lo sanno, ma quando un ragazzo minore viene ricoverato in una struttura o per esempio per situazioni di natura sociosanitaria o per questioni di natura sociale e comportamentale, questo è a carico principalmente del comune di residenza. Noi ne abbiamo un ragazzo che ha avuto questa necessità e che è tuttora ricoverato in struttura e grazie a questa nuova norma finalmente potremo liberare le risorse perché il trasferimento ci arriverà dallo Stato. Questo è frutto di un confronto continuo e devo dire spesso duro di scontro tra i comuni e il governo per cercare però di dare a noi la possibilità di agire al minimo del minimo. Per quanto riguarda invece poi il tema per esempio della casa di riposo a cui faceva riferimento il signor Roberto, in realtà adesso non è più il sindaco da solo che decide se si può fare una casa di riposo nel suo territorio, ma c'è una condivisione all'interno delle conferenze dei sindaci e all'interno delle ASL. Quindi purtroppo ci sono dei meccanismi che sono al di sopra della responsabilità diretta del sindaco specifico. Chiaro che però un sindaco un po', diciamo così, vivo, un po' arrogante e un po' pugnante può portare a cosa di più rispetto a uno magari che si adegua. Io tengo benissimo in considerazione l'idea di una protesta che dovrà essere, come sempre è stato, insomma, come sempre ci
chiediamo noi ai nostri cittadini che deve essere pacata ma efficace, e su tematiche però di interesse nazionale o regionale, perché nel caso specifico l'ambito sanitario, che è quello che è stato più citato oggi, sapete che c'è una delega regionale, quindi in realtà noi dovremmo andare a farci sentire dalla regione e poi dal governo, perché queste risorse che vengono distratte verso altre realtà, gli due esempi che ha fatto Roberto secondo me sono centrali, perché dimostrano da una parte un intervento sì, ma vede, che in sostanza Sindaco, è vero quello che dice, però è anche vero che ci sono dei referenti dove voi potete rivolgere. Il primo referente è la Regione, punto. Sindaco, esatto. E non è che dobbiamo andare sempre a Roma a protestare, si può andare anche in Regione a protestare, perché mi sembra che sia là il nocciolo duro. Cioè, noi cerchiamo di non passare sempre il cerino, che bisogna andare sempre a Roma, dobbiamo andare anche un po' più vicino, perché è là che si devono muovere. Però quello che... io prima a Venezia e poi a Roma. Esatto, però capisci, Sindaco, che io sto premendo l'acceleratore, perché avendo l'Emporio Solidale e anche mercoledì ieri, perciò abbiamo visto, cioè questa non è gente che può aspettare, ma si rende conto che io devo dare il pellet per riscaldarsi ai nostri diversamente giovani, perché non ce la fanno con la pensione che hanno? E grazie qua devo dire al presidente Marcon, che mi ha dato la possibilità di entrare e di dare con le macchine, perché anche là entrare in provincia è come andare a Versailles, cioè bisogna sbarra che si alza, che si sbassa, documenti, cioè capite che, ecco, per fortuna che il presidente Marcon ha capito l'importanza, perché con cosa porti via il pellet? Però no, non è possibile, vede Sindaco, non è possibile che il mondo del volontariato riesca a mettere sempre le pezze dappertutto, perché qualcuno non riesce a capire che il diversamente giovane con le patologie che ha spiegato molto bene anche il professor Gallucci, con 500 euro, 600 al mese può fare tutto. Non ce la fanno, non ce la fanno. Dovete protestare per loro, perché bene o male il giovane si arrangia, dobbiamo dirlo. Il giovane bene o male si arrangia. Ma è diversamente giovane, come fa? Ma come fa? Quell'anziana che abbiamo sentito l'intervista che ha detto: per fortuna che vengo qua, perché o mangio o non mangio, pago la bolletta, cosa devo fare? Devo decidere cosa fare, se mangiare o pagare la bolletta. Oppure dovete mangiare sano, professor Gallucci, perfetto. Cosa costa un litro olio extravergine di oliva? No, perché è facile dire mangiate sano, professor Gallucci. Io lo prendo l'olio d'oliva, lo compro, perché non me lo danno, non arriva da nessuno l'olio extravergine di oliva. Io invece lo compro il pesce, compro il pollo, sperando che sia buono anche quello, perché qua si punti domanda dappertutto. Però cerco di dare una borsa dignitosa. Cerco di dare meno dolci che posso, perché dolci ne arrivano una montagna, ma non posso fare una borsa di dolci. E devo chiedere a questa persona: ma stai bene? Hai il diabete? Dimmi la verità, perché quando io Mirella ci sono dolci, lo guardo, come mai mi chiedi i dolci? O i volontari, perché magari io non ci sono. Perché quando uno chiede dolci comincia a preoccuparmi, perché c'è questa morbosità di mangiare il dolce, vuol dire che qualcosa non va. Ecco, la borsa dignitosa, in cosa consisterebbe, professor Gallucci? Così imparo anche a fare la borsa per far mangiare bene queste persone. Grazie al 5 per 1000 che mi date voi faccio questo, perché senza di quello, ciao, prego. La borsa dignitosa penso che debba seguire la dieta mediterranea, che è, diciamo, ormai universalmente accettata come un fattore di protezione nei confronti di molte malattie. E quindi pesce azzurro, che costa relativamente poco, l'olio di oliva di cui lei ha parlato, e poi frutta, verdura, legumi, i cui costi non sono sicuramente eccessivi, e poca carne, e quindi io penso che con questi elementi si possa mangiare bene. Tanto è vero che la cosiddetta dieta mediterranea era la dieta povera dei popoli che 2000-3000 anni fa abitavano le coste del Mediterraneo. Erano popolazioni, diciamo, mediamente povere, che quindi utilizzavano quello che trovavano per alimentarsi, e quindi il pesce, frutta, verdura, quello che raccoglievano, e legumi, quindi un'alimentazione, ripeto, povera. L'olio di oliva per gli ulivi che crescevano lungo le coste, quindi nulla di elaborato o sofisticato, insomma, ecco.
Perciò sono promossa dal professor Gallucci perché la mia borsa è proprio questa. Perfetto. 10 lode a Mirella. E oltretutto anche igiene personale e igiene per la casa. Certo. Perciò non facciamo mancare niente. Abbiamo Silvana da Verona. Ciao Silvana. Buongiorno a voi. Sono una pensionata, vorrei esprimere tutta la mia indignazione riguardo l'aumento di 3 euro alle pensioni minime. Mi sento non solo offesa, ma umiliata nel profondo, veramente. Ditemi voi, 3 euro, cosa faccio con 3 euro? Gasolina in chiesa? Ma neanche, perché sono pochi anche per la chiesa. La Meloni si vergogni veramente, perché si vanta anche, lei si vanta di aver aumentato le pensioni. Ecco, questo veramente non lo accetto. Vabbè, grazie. Grazie a te, veramente grazie Silvana. Vedete, bisogna iniziare a parlare, perché sto Minovò Combatta, che avvolgeva anche il nostro grande Veneto, l'ex ricco nord-est, ha fatto sì che sto Novò Combatti ne si passai sopra col Caterpillar, sindaco, proprio hanno spianato la strada, ma spianata anche molto bene. E poi il mondo del volontariato, anche col periodo del Covid, invece ha messo le pezze dove la politica non le metteva, perché noi abbiamo rischiato la vita, perché andavamo nelle case a portare la borsa della spesa con i volontari, con le mascherine, ci facevano aprire la porta per vedere com'era dentro la situazione, come si viveva. Neanche questi, i premi ai VIP invece di premiare i volontari, che veramente sarebbero da premiare tutti i giorni visto il numero di volontari che abbiamo, e nessuno si ricorda però, e qua dico anche ai sindaci, che forse oltre a qualche VIP magari che casca dentro anche qualche volontario non farebbe male. Ma non sa, sindaco, dico questo, perché se lo meritano tutti, perché danno senza mai chiedere niente, e pochi si ricordano quando c'è da ricordare il mondo del volontariato. Non è solo la giornata, è il ricordo di quello che avete fatto con la squadra che funziona, che arriva subito quando c'è un'emergenza. Quello che arriva prima di tutto è il volontario, sono i volontari, i giovani. Dico, i giovani sono i primi con la palla che arrivano, dopo qualcuno li deve gestire. Ma loro ci sono, arrivano. Capisce che è tutto un mondo sbagliato, che ci fanno vedere il negativo mentre che quello che è il positivo del paese. Prego, sindaco. Allora, per fortuna, sempre storicamente qua in Veneto abbiamo una forma di solidarietà condivisa, e quindi al di là del nome dell'associazione o dell'etichetta, quando c'è da dare una mano, tutti quanti si tirano sulle maniche e si impegnano. E sono d'accordo con te, anche i giovani, che spesso invece sono indicati come la causa di tutti i mali. Io tra l'altro approfitto per dare una comunicazione di una cosa che mi ha veramente colpito in positivo, perché qualche settimana fa una delle associazioni più attive in ambito solidaristico del nostro territorio, oltre a tutto quello, il lavoro che fa, oltre a tutti i volontari che mette in campo per aiutare soprattutto i bambini che magari non hanno la possibilità di acquistare il materiale scolastico, di comprare l'abbonamento dell'autobus perché magari una famiglia monoreddito o nelle difficoltà di cui si parlava prima, ha deciso anche di fare una donazione al comune di Zero Branco proprio per sostenere quelle famiglie che sono ancora in difficoltà. Quindi al di là di tutto il lavoro che hanno messo, al di là di tutte le risorse che hanno speso, sono riusciti a recuperare una piccola cifra, piccola, neanche tanto perché parliamo di 3.000 euro, importante per noi, e di donarla al comune per aiutare le altre persone in difficoltà. Questa è una testimonianza che, nonostante in qualche modo, e come diceva prima la signora che ha telefonato, spesso la politica si dimentichi invece di essere rispettosa e corretta nei confronti dei propri cittadini, che sono quelli che tra l'altro li hanno votati e li hanno messi lì. Invece quando c'è da aiutare, quando c'è da aiutarsi tra cittadini e tra concittadini, questo per fortuna c'è sempre stato, anche se concordo con te, in questa situazione dove anche il Veneto inizia ad essere in crisi e dove l'Italia negli ultimi 10 anni è l'unico paese assieme alla Grecia dove i redditi la capacità di spesa dei redditi è diminuita invece che aumentata, mentre in tutti gli altri paesi europei è aumentata, quindi ci ritroviamo veramente con sempre meno risorse. Anche il Veneto adesso inizia ad avere grosse difficoltà, e i 3 euro di mancetta, fatemi usare questo termine, che sono arrivati e che arriveranno nelle tasche dei pensionati, effettivamente gridano vendetta, perché o con quei soldi si poteva magari fare un intervento diverso a sostegno
di chi era veramente in difficoltà, oppure si doveva veramente tagliare da qualche altra parte e dare invece un po' di dignità e un po' di ristoro alle persone che, come dicevi tu prima, sono state e sono ancora una chiave importante per le nostre comunità. Ma si rende conto, Sindaco, che adesso c'è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla che sta facendo una battaglia per 5 per 1000, perché ci sono tantissimi milioni che non si riesce a capire dove vanno a finire invece di essere dati alle associazioni, perché per questo è il 5 per 1000. Il cittadino destina il 0,05 del suo IRPEF al 5 per 1000 per aiutare i cittadini. Dove vanno a finire questi soldi che sono stati dati per aiutare le famiglie? Milioni e milioni. Adesso l'AISM, assieme ad altre associazioni, stanno facendo veramente una denuncia perché dicono che bisogna cambiare queste regole del gioco, perché sono soldi che devono venire a noi per aiutare le fragilità. Abbiamo Monica da Paesi in linea. Vai Monica. Ciao a vostri ospiti. Riguardo il discorso, si parlava prima di alimentazione. Allora, io sono diabetica, appunto monogenetica, purtroppo dalla nascita. E purtroppo tante cose non le posso mangiare. Io ho eliminato delle cose, sto mangiando meno carboidrati, sto mangiando più legumi. Ecco, io invito alle persone un'alternativa alla carne, perché la carne purtroppo sappiamo che c'è di tutto dentro, antibiotici e tutto quello che gli va dietro. Io mi sono fatta fare una dieta col mio diabetologo ovviamente. Ho chiesto se potevo eliminare la carne, mi ha detto di sì, allora però integro con i legumi. E adesso sto meglio con la glicemia, sto meglio con tutto quanto. E è un'alternativa, direi che è un'alternativa, bisognerebbe pensarci un attimino queste cose qua, perché purtroppo negli allevamenti gli animali intanto sono trattati come sono trattati, poi gli danno di tutto ovviamente, dopo noi ci ammaliamo automaticamente di tumore. E allora bisognerebbe un attimino riflettere su queste cose qui. Grazie Monica, devo andare avanti perché purtroppo il tempo è tiranno. Ti ringrazio di questa telefonata che hai fatto. Allora andiamo a vedere invece questo convegno ricerca Alzheimer. Andiamo a sentire, andiamo a Venezia. Il continuo alzarsi dell'età media ha portato con sé anche un consistente aumento delle malattie neurodegenerative, con un'incidenza che per l'OMS l'ha resa una priorità di salute pubblica. L'89,6% della popolazione affetta da Parkinson è sopra i 65 anni, il 98% nei casi di demenza, soprattutto l'Alzheimer, per il quale al momento non esiste ancora una cura. A Venezia parla Pierluigi Nicotera, scienziato di fama e massimo esperto internazionale nel campo della morte cellulare neuronale. Per poter cercare di sviluppare dei nuovi farmaci, delle nuove prospettive per il trattamento di queste malattie occorrono finanziamenti molto più ingenti, come è stato fatto naturalmente per i tumori. Quando la ricerca viene finanziata, abbiamo l'esempio tipico con l'HIV, con le infezioni da HIV, le terapie si trovano e le persone si curano. Con l'invecchiamento della popolazione aumenta proporzionalmente non solo il numero dei malati, ma anche delle famiglie che necessitano di servizi sanitari dal forte impatto economico. Il 73% del costo è infatti a loro carico. Il sistema sanitario è sottofinanziato da decenni, indipendentemente dal colore di chi ha governato. Si è pensato che si poteva fare cassa non mettendo soldi sulla sanità. Bisogna da un lato cercare di aumentare con la ristrettezza dei bilanci che ci sono, razionalizzare quello che serve e pensare di trovare modelli per garantire una continuità assistenziale. Al San Camillo del Lido di Venezia c'è uno dei pochissimi apparecchi in Italia di magnetoencefalografia, l'unico in tutto il nord-est usato in contesto clinico. Variazioni nelle oscillazioni cerebrali sono tra i predittori del futuro andamento, per esempio, del declino cognitivo. Quanto più noi cominciamo a studiare prima, tanto più saremo in grado di identificare questi biomarker di quando e se potenzialmente ci sarà un declino cognitivo o un declino cerebrale. È una tecnologia che non è nuova, però è molto dispendiosa, soltanto centri di ricerca di eccellenza se lo possono permettere, ma serve proprio un supporto globale anche delle istituzioni per poter mantenere un'attrezzatura del genere.
Certo che con 16 miliardi mi viene anche il dubbio, forse potremmo averne qualcuno in più, mi viene anche questo dubbio. Prego, professor Gallucci. Ma sicuramente il finanziamento della ricerca è un fatto importante perché caratterizza la modernità e lo spessore di un paese intero. Quindi investire nella ricerca vuol dire investire sul futuro prossimo, neanche tanto remoto, per dare delle risposte efficienti a tutti i cittadini. Quindi questo, diciamo, è scontato. E il punto è la corretta allocazione delle risorse, soprattutto quando si ha una coperta corta, diciamo, ecco, a disposizione. Io volevo anche spendere una parola su un male sottile, diciamo, transgenerazionale, che è per esempio l'ansia, no? L'ansia è una situazione, diciamo, molto spesso sottostimata, ma è per esempio un fattore di rischio per lo sviluppo del decadimento cognitivo. E c'è un rapporto, diciamo, una specie di gatto che si morde la coda tra l'ansia e le demenze. Mi spiego. La persona che ha troppa ansia è una persona a rischio di sviluppare una demenza. La persona che comunque comincia a perdere la memoria si preoccupa e quindi percepisce uno stato di ansia legato a questa preoccupazione. L'ansia è un meccanismo fisiologico, per cui un po' di ansia, quindi un po' di preoccupazione, come anche la paura, sono meccanismi che sono rimasti nell'evoluzione delle specie come fattori protettivi. Se no sarebbero stati eliminati nella evoluzione della nostra specie. Però sono fisiologici fino a un certo punto, cioè sono fisiologici fino a quando, diciamo, creano un valore aggiunto, un fattore protettivo nei confronti ad esempio di qualche guaio, di qualche incidente. Uno si preoccupa, quindi previene l'accadimento di qualcosa di brutto. Quando poi però quest'ansia diventa qualcosa di esagerato, di totalizzante, che ci paralizza, quello non va bene. E normalmente l'area cerebrale che gestisce l'ansia si chiama amigdala ed è una struttura del sistema limbico, quindi quelle strutture basali del cervello che gestiscono l'ansia. Però l'amigdala da sola, diciamo, non fa tutto, sono proprio i lobi cerebrali, quindi il pensiero, il ragionamento, la coscienza, chiamiamola così, che possono intervenire nel mitigare gli effetti, diciamo, negativi di quest'ansia. Ne parlo perché raccogliendo l'anamnesi dei farmaci che le persone assumono in ambulatorio, tantissime persone usano ansiolitici, benzodiazepine, le quali da una parte si riducono, mitigano il sintomo ansia, ma dall'altra per esempio sono miorilassanti, quindi facilitano le cadute. E quindi ci sono queste persone più o meno anziane che cadono frequentemente per terra e quindi si rompono il femore e dovuta quant'altro. Al farmaco? Diciamo che il farmaco non aiuta, infatti nell'anziano la prescrizione della benzodiazepina è sconsigliata, proprio perché ha un effetto miorilassante, cioè rilassa, riduce il tono muscolare e quindi c'è un minor controllo dell'equilibrio nel movimento. Avete capito? Siamo a scuola anche questa mattina, avete preso appunti? Perché io voglio molto bene i miei diversamente giovani e spero veramente che si continui a parlare di loro per aiutarli e non per isolarli. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Luciano? Non lo sento più. Sindaco, cosa pensa di quello che ha detto il professor Gallucci? Guardate che è molto importante quello che ha detto il professor Gallucci. Veramente dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare vicini a queste persone, perché se poi ci mettiamo a fianco la solitudine è meglio che prendo la pastiglietta, tanto non ho nessuno che mi viene a trovare, a parlare con me, ho l'ansia, come ha detto il professor Gallucci, e la pastiglietta mi tranquillizza perché è passato questo messaggio, ma invece prenderne una, delle volte ne prendono anche troppe a mio avviso, professor
professor Gallucci, questo è il grande problema. Sindaco, ma risuonare il campanello a dicembre ogni giorno a vedere come stanno, visto che nessuno si decide a fare un censimento, chi sono questi diversamente giovani, dove vivono, come vivono. Una volta si facevano queste cose, ma adesso cosa facciamo? Che non facciamo più niente per loro e per le famiglie, Sindaco? No, allora devo dire che su questo sono preparato. Intanto ho preso anch'io appunti, perché il professor Gallucci effettivamente è una fonte di ispirazione e di conoscenza. Dovresti fare una rubrica giornaliera col professore, una pillolina ogni giorno, così magari anche noi capiamo meglio. Però al di là di questo, per esempio, noi abbiamo istituito, avevo avuto modo anche di parlarne un'altra volta che ero stato ospite qua da voi, noi abbiamo istituito in sostanza dal 2020 un servizio che inizia telefonicamente, quindi abbiamo delle psicologhe che telefonano a casa secondo alcuni target definiti, e il target su cui noi lavoriamo sempre sono le persone residenti a Zero Branco da sole che hanno più di una certa età. E poi abbiamo comunque tutta una serie di servizi dove veramente andiamo a suonare il campanello a casa di queste persone periodicamente, anche solo per verificare lo stato di serenità e di tranquillità, perché è vero, al di là delle patologie mediche legate magari a situazioni di natura fisica, c'è effettivamente un aumento incredibile di invece stati di ansia, di paura, di timore, e un aumento, questo lo riscontriamo anche noi, ma il professore l'aveva esplicitato in maniera corretta e perfetta, anche quasi un autoisolamento, e in quelle situazioni è vero che la chimica, quindi la pastiglia, come dicevi tu giustamente, diventa quasi il ramoscello su cui aggrapparsi per provare a rimanere in uno stato di non serenità e tranquillità. Abbiamo Marisa da Pescantina, Verona, Sindaco, se no mi cade la linea, è caduta anche con Luciano. Vai Marisa. Pronto? Pronto? Non la sento Marisa, come mai? Né Luciano né Marisa non li ho più sentite, niente, allora, è caduto, non vediamo se... Eccola qua, Marisa. Io ho 80 anni e praticamente sono portatore di un pacemaker. Prego Marisa. Sì? Eccola, praticamente io sono sempre stata bene con questa cosa. Io è una settimana che prendo gli ansiolitici, perché per cause di tutta la notte e tutto il giorno sempre una tachicardia completamente. Se prendo gli ansiolitici, allora ne prendo 10 la mattina e 10 prima di andare a letto, però questo battito l'ho sempre, lo sento nell'orecchio questo battito, e quindi mi agito ancora di più. E allora non posso prendere sempre ansiolitici. Sono andata anche a pronto soccorso, mi hanno detto tutto che è un grande sistema nervoso nello stomaco. Io ho avuto dei grandi problemi. Eccola, non posso prendere sempre ansiolitici. Quindi praticamente cerco di sempre andare per non ascoltare questo battito cardiaco, queste cose. Dicono che non dipende dal pacemaker, che dipende tutto da un'infiammazione nello stomaco. Grazie Marisa, Ecco, abbiamo il tuo numero di telefono, eventualmente sai che se hai bisogno noi ci siamo. Prego professor Gallucci, cosa diciamo a Marisa? Diciamo che per gli ansiolitici possono essere assunti correttamente per tempi brevi, per un fatto acuto, quindi transitorio. Quello che è bene invece evitare è un'assunzione cronica, anche perché creano dipendenza. E non va bene. Per cui, come tutte le dipendenze, non è una bella cosa, insomma, ecco. Bisogna essere sempre liberi, diciamo, nelle nostre scelte, non indotti ad avere bisogno di qualcosa, nel particolare di questo discorso della chimica, quindi della benzodiazepina, dell'ansiolitico. Sindaco, ormai è terminata l'ora, come ci saluta? Allora io volevo intanto ringraziarti per questa bellissima e interessantissima puntata, come sempre, però chiudo citando quello che diceva prima il professor Gallucci rispetto alla distribuzione delle risorse. Il problema principale è come vengono distribuite le risorse, perché
i soldi ancora ci sono. E cito purtroppo un esempio recentissimo, quando la settimana scorsa il presidente Mattarella si è rifiutato di firmare la legge che prevedeva il raddoppio del finanziamento pubblico ai partiti, perché in questo frangente di difficoltà generale e di necessità primarie come quelle sanitarie o sociali, e li citavi tu primi, credo che forse tutti quanti, a partire dalla politica, dovrebbero iniziare a dare un esempio positivo. E in quel caso quelle risorse avrebbero potuto o potranno, mi auguro, essere destinate per esempio per rimpolpare il sistema sanitario nazionale che è in grosse crisi. Grazie di averlo detto, Sindaco Durighetto, perché è molto importante capire perché veramente questi cittadini magari non vanno anche più a votare, c'è questa astensione. Ecco, se questi sono i risultati, capite bene che la persona che ascolta a casa, che ha 1.100 euro di stipendio se ci arriva, o 500-600 euro di pensione o 400, capisce bene che fa fatica a uscire per fare questo importante impegno che dovrebbe essere, che è il voto, anche se io continuo a dire che solo votando possiamo difenderci, perciò io sono per il voto. Professor Gallucci, come ci saluta? Io vi saluto intanto ringraziando per il coinvolgimento e diciamo con una speranza, che quindi non dovrebbe mancare mai, che è quella di migliorare nella prevenzione, nell'investimento delle risorse là dove servono e nel miglioramento della salute di tutti i cittadini. Grazie al professor Maurizio Gallucci di essere stato con noi, grazie al sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, anche a lei grazie. Pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore capo di Treviso, di essere con noi, questa procura molto importante. Grazie anche all'avvocato Fabio Capraro, quante cose dobbiamo parlare questa mattina. Soprattutto io sono curiosa di capire cosa ha fatto il dottor Foiadelli, perché il dottor Foiadelli ha creato assieme a altre persone, a una squadra, qualcosa ci stava raccontando anche l'avvocato Capraro di utile per la comunità, per informare la comunità, questa comunità che è sempre tra il sì e il no, favorevole e contrario, però non ha le idee chiare su quello che è veramente il sì e quello che è veramente il no, perché c'è molta confusione. Prego, dottor Foiadelli, e grazie. Allora, questa associazione è nata, questa associazione culturale, Treviso Cultura, come la si vuol chiamare, è nata non per merito mio, certamente per merito di alcune validissime persone, professionisti, persone sensibili ai problemi del giorno d'oggi, che hanno chiesto anche a me un apporto basato, ahimè, sulla mia ormai lunga esperienza. Ho accettato, avendo verificato appunto che si trattava di una cosa molto seria. Soprattutto quello che tengo a sottolineare, che questa associazione proprio esplicitamente anche nello statuto è apartitica, nessuno schieramento, soprattutto nessuna presa di posizione a prioristica. E qui rientra quindi lo scopo dell'associazione stessa, che è quello di informare, di essere una sorta di intermediario, ma in termini problematici, non in termini dogmatici, per quanto riguarda tutte le problematiche di fronte alle quali si trova il cittadino oggi, che onestamente fa delle scelte, ma è imbarazzato a fare delle scelte, perché l'uomo comune con cui noi parliamo dice ma non capisco niente. Allora la funzione, l'ambizione, capisco che è un progetto ambizioso, è quella di offrire un servizio di chiarificazione, ma sempre in termini problematici. E come farete per fare questo? Guardi, la prima, chiamiamola uscita di questa neonata associazione, è stato un convegno che si è tenuto il 15 di novembre, il titolo dell'argomento era la violenza oggi all'interno della famiglia e all'interno della società. Sono stati chiamati dei relatori e l'esito è stato, direi, molto confortante, perché le persone che sono intervenute, che erano molte di più di quante
ci aspettassimo, hanno espresso un grande apprezzamento e molti hanno chiesto di aderire a questa associazione. Naturalmente, personalmente non mi nascondo le difficoltà, ma se uno rinuncia perché una cosa è difficile, no, non sta bene. Oh, che bel cartello che ha tirato fuori il dottor Fojadelli, perché sapeva la Mirella presumevo che lei mi avrebbe dove sarebbe andata a parare dopo la presentazione di questa importante fondazione. Allora, proprio qua, e qua io vorrei capire anche con l'avvocato Capraro cosa sta succedendo, però prima di parlare di questo nuovo codice sulla sicurezza stradale vorrei parlare di questo omicidio che è stato, questi omicidi che sono stati fatti, che si chiamano adesso femminicidi ma sono omicidi, specialmente quello che abbiamo sentito, l'ultima condanna all'ergastolo e quello che avverrà, mi sembra il 4 di dicembre, il 3-4 dicembre, avvocato Capraro, per quanto riguarda Filippo Turetta. Questo padre, Gino Cecchettin, che ho avuto la fortuna di conoscere a Villa Margherita in occasione del presepe che avevamo fatto per la piccola Giulia, per ricordare Giulia che poi oltretutto amava i presepi, io non lo sapevo, dove ho sentito questo papà ieri umiliato, sconvolto dalle parole dell'avvocato che difende Turetta. Si può difendere l'indifendibile, avvocato? E si può usare certi termini quando sai che ti stanno ascoltando i familiari, i genitori di questi ragazzi che non torneranno più? Cioè il compito dell'avvocato, è vero, è difendere, però c'è un limite a questo. Io ricordo, e poi sentiremo anche il dottor Fojadelli, molti avvocati che rinunciano a certe difese, non ce la fanno, perché fin là posso arrivare, però oltre non me la sento, lascio ad altri. Prego, avvocato Capraro. Appunto, come diceva giustamente, bisogna che uno sia in grado. Io per esempio ho avuto più di un qualche caso dove ho rinunciato. Io ho 2 figlie e un figlio e mi sono trovato in una situazione di imbarazzo, non ho accettato la difesa. C'è da dire giustamente una cosa però, che se non c'è a fianco l'avvocato non c'è una sentenza di condanna. Nessuno può essere condannato se non c'è un avvocato che in qualche modo accetta la difesa. Poi il modo di esprimersi, il modo di comportarsi del singolo avvocato, dopo dipende dalla persona, ecco. Certo che bisogna essere in grado, ecco, io onestamente questo tipo di processi non li ho mai affrontati, per un discorso mio personale. Capraro, mi scusi se corro, ma sa che il tempo è tiranno. Arriverà questa condanna all'ergastolo anche per Filippo Turetta? Io ho sentito 2 parole del pubblico ministero, cioè, personalmente se non c'è la premeditazione in questo caso qua, cioè, proprio per amore del cielo, la magistratura è autonoma, indipendente e vediamo le sentenze, certe sentenze che per me sono anche per me discutibili. Però io dico, questo è un caso classico, cioè il pubblico ministero ha detto le cose in maniera molto semplice, molto chiara. Dopodiché, ripeto, la magistratura dopo fa quello che ritiene. Sentiamo il dottor Fojadelli su questo argomento. Sono curioso anch'io di sentire. Esatto, sono curiosa di sentire cosa ne pensa dottor Fojadelli. È un argomento non facile, certo, ed è una obiezione che io molto spesso mi sono sentito dire. Devo quindi precisare che anch'io sono stato avvocato per breve tempo, è vero, è un'esperienza che mi è stata utilissima. E qui approfitto per aprire una parentesi sulla quale credo che l'avvocato Capraro sarà d'accordo, che bisognerebbe e per avvocati e per i magistrati attingere a tutte e 2 le esperienze, cioè quelle, chiamiamolo così, dell'accusa e della difesa. Il giudice abbia fatto l'avvocato, e una volta era così, perché molto spesso lei mi aiuti nel ricordo, gli avvocati facevano i vice pretori quando esisteva onorari, ed era e pubblici ministeri anche. I pubblici ministeri in pretura. Era un'esperienza che io ricordo quando eravamo giovani, sia io che loro, tutti quanti questi avvocati che sono tuttora amici mi hanno sempre detto: per noi è stata un'esperienza utile, costruttiva, eccetera. Tutto questo non esiste più, quindi c'è creata quella frattura che è la premessa per una incomprensione. E qui, tornando invece al punto centrale,
io dico questo, può essere il caso già illustrato dall'avvocato Caprar che non se la senta, ma se accetta, e io dico un avvocato deve accettare, perché la difesa è una garanzia fondamentale nel processo. A questo mondo la certezza, la verità così non esiste, è un'affannosa ricerca che noi abbiamo cercato di realizzare attraverso il contraddittorio, le due voci e poi tesi, antitesi, sintesi, questo è lo schema processuale, quindi la difesa ci deve essere. Detto questo, dipende da come tu la fai, no? E qui siamo d'accordo? Perfettamente d'accordo. Tutto è rimesso alla sensibilità, al buon gusto e anche all'attenzione al linguaggio, perché si possono dire le stesse cose, per modo di dire, io, pubblica accusa, di fronte ai delitti più orrendi, spero di non avere mai usato una parola delinquente rivolta all'imputato. È semplicemente un accusato che ha violato la legge. Cioè, occorre anche essere distaccati, e quindi distaccati vuol dire rispetto, soprattutto in questo caso quando si tratta di casi in cui le vittime di un terribile delitto sono presenti, come è il loro diritto, al dibattimento. Tornando quindi e concludendo, è una questione, come dicono gli inglesi, di fair play. Occorre avere un'autodisciplina, anche nel linguaggio. La ringrazio, dottor Fojadelli, perché forse è proprio questo che manca nella comunità, il buonsenso, ecco, il linguaggio corretto, pacato. Nessuno dice sì o no, prima di dire sì o no bisogna pensarci sopra in base a quello che stai per dire e chi hai di fronte. Io porto sempre e cito sempre l'esempio del bambino quando è piccolo che chiede sempre perché. Il perché va spiegato. Certo. Il sì va spiegato e il no va spiegato. Allora un bambino cresce bene perché lo accompagni in un percorso. Invece io mi ritrovo poi con questi bambini che sono questi ragazzi terribili, come li chiamano, che sono fragilissimi. Io parlo con loro perché non c'è stato l'accompagnamento, non sono stati spiegati il perché sì, il perché no, arrangiati, specialmente queste liti in famiglia, questi divorzi facili, senza magari far partecipare anche i figli, questi figli che poi si ritrovano con le spalle al muro e devono gestire da sole situazioni pesanti con l'amico dietro l'angolo, che può essere la droga, le sostanze, di tutto e di più, e che nessuno fa niente o poco perché non abbiamo le strutture per accogliere queste persone. Io sono dell'idea, dottor Fojadelli, ne avevo parlato anche con un ospite importante della Polizia di Stato collegato con me da Roma, che i carceri minorili non servono, che dobbiamo farli uscire questi ragazzi, impiegarli nella società, nella comunità, farli rendere utili. Perché a mio avviso è questo che serve, fargli fare sport, lavoro, sport, e forse riusciremo a recuperarli, ma mi sembra di parlare al muro. Quello che voglio parlare con voi è del codice, vediamo il cartello, questo nuovo codice della strada. Io ho avuto i contrari, i favorevoli, però quello che mi preoccupa è sentire questi familiari delle vittime della strada, e qua chiedo anche all'avvocato Capraro, ma la certezza della pena che non arriva. Sì, allora, avvocato? No, io devo dire, sto studiando il nuovo codice della strada, sono entusiasta, altamente entusiasta, perché manca solo che mettano l'ergastolo, però dico, mi ricordo le grida manzoniane, cioè aumentiamo gli importi, aumentiamo le pene, ma il discorso per me è la prevenzione. Già il codice che c'era prima per me era più che sufficiente, era da aumentare invece i controlli di natura preventiva, non di natura repressiva. Diciamo cosa dice il nuovo codice della strada, quello è andato in vigore da pochi giorni. Il nuovo codice della strada entrerà. Entrerà,
pubblicarsi, bravo, sì, entrerà. Tempo che venga pubblicato. Il nuovo codice stradale ha elevato tutte le sanzioni di natura pecuniaria. Quando entrerà in vigore? Diciamolo già. Beh, dovrebbe essere, cos'era, a fine dicembre mi pare, penso. Sì, manca ancora la firma, fino a ieri. Ancora non è, ecco, almeno sappiamo anche questo. Poi va pubblicato in Gazzetta, insomma, perfetto. Quindi allora, penso sarà un regalo per Natale, ecco, per gli italiani. Allora, vediamo cosa prevede. Prevede, ecco, in linea generale, ripeto, hanno alzato tutte le sanzioni, sia di natura pecuniaria e soprattutto anche con riferimento alla sospensione patente. Però, ripeto, io la vedo come una forma di natura repressiva, ma non vedo nulla dal punto di vista invece della prevenzione. Questo che mi lamento io, al di là del fatto che io almeno ho individuato delle falle, per esempio la guida, il 187 guida in condizioni di, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ecco qui è stata tolta la frase incidentale che ha uno stato di alterazione provocato dall'assunzione di sostanza stupefacente, per cui succederà che se uno ha assunto uno spinello la domenica, lunedì viene fermato, gli viene ritirata la patente e rischia la revoca per 3 anni. Allora mi dico, o lo Stato toglie la facoltà al cittadino di poter assumere a casa sua sostanze stupefacenti, allora mettiamo è vietato assumere comunque sostanze stupefacenti e allora ci sta il 187. Diversamente per me il 187 è incostituzionale. Fermo, sentiamo il dottor Fogliadelli cosa dice del 187. No, ecco, su questo argomento è inutile che stiamo a girare intorno all'argomento, sono d'accordo. È stata tolta, poi c'è anche scritto, a prescindere dallo stato di alterazione. È ovvio che io ti punisco in quanto quella assunzione abbia creato in te uno stato di alterazione psichica o comunque che comprometta la tua lucidità comportamentale, sì che tu diventi un pericolo per la sicurezza stradale, e su questo siamo d'accordo. Aggiungo però soltanto che c'è un inciso adesso che per quanto riguarda la possibilità di aggiustamenti. Tutte le leggi di questo tipo esigono, come dire, dei periodi di prova e poi degli aggiustamenti. L'importante sarebbe, e questo in genere manca perché poi ci si distrae, ci si dimentica, sarebbe che dopo un periodo di prova sul buon funzionamento di una determinata legge come questa ci fosse la tempestività, in altre parole, rapidità di aggiustare ciò che non va, e questa è una delle cose che non va e che bisogna aggiustare. Ecco, perché altrimenti diventa una sorta di tagliola, effettivamente. Sì, infatti io mi domando, quando chi fa le leggi, se prima di farle magari se si informasse, si aggiornasse con chi è del settore, non sarebbe male, anche perché, come avevo già accennato giorni fa, abbiamo anche dei farmaci che al test salivare risulteranno. È vero. Allora cosa fa la gente? Obbligatoriamente mi ritira la patente per 10 giorni temporaneamente, manda poi il test salivare e lo manda al laboratorio di tossicologia. Ma allora, se una persona ha preso un antinfiammatorio o un antidolorifico che conteneva delle sostanze che sono similari alla sostanza stupefacente, come la mettiamo? Verissimo, ma la preoccupazione qual è? Quella che le leggi, anziché creare chiarezza, creino le presupposti per i ricorsi, quindi per un ulteriore aggravamento e minore chiarezza. È quello il discorso. La grande qualità di una legge è il fatto di essere chiara a tutti, facilmente comprensibile e facilmente applicabile. Non ci siamo. Come dottor Fogliadelli ripeta, non ci siamo. No, ma non ci siamo ancora. Ci siamo proprio. Ma però devo, se lei mi lascia ancora certo. la parola,
Ecco, a parte ogni altra considerazione, leggendo queste, sia pure velocemente, queste norme, mi è venuto un senso di un po' di scoramento, perché dico, se siamo arrivati a tanto, vuol dire che tutto il lavoro fatto prima non è servito a nulla. Vuol dire che noi, come dire, noi cittadini italiani, noi utenti della strada, e quindi che ci mettiamo alla guida, abbiamo fatto cattivo uso di quegli ingredienti che sarebbero disciplina e buon senso. Tutto questo è mancato perché c'è poco da fare, chiunque di noi vada in strada, che cosa nota per prima? La totale indisciplina. Allora, quindi, dottor signori, Fogliadelli, educhiamo gli italiani a dire, signori, siate disciplinati, siate persone di buon senso, perché se falliamo su questo settore, noi cediamo terreno all'invasione dello Stato. Allora, l'invasione dello Stato che cosa significa? Intervento repressivo. allora io la Se nomino avessimo fatto spesso... buon uso della nostra autonomia, forse non ci sarebbe stato... Allora, io la nomino spesso, dottor Fogliadelli, e cito proprio lei in trasmissione, quando lei in una trasmissione che era ospite ha detto: Mirella, non sono le strade che sono pericolose, siamo noi che corriamo troppo. Io mi ricordo questa frase che lei ha detto, e in effetti è così, perché se tu arrivi su una curva a 40, a 50 all'ora, è un discorso, se tu arrivi a 100, 120, a 90 è un altro discorso. Tu sai che nel momento che guardi il cellulare la tua macchina ha già fatto 15 km, questo me l'hanno detto addetti ai lavori. Questi detti lavori, che un signore, Gigi Pirollo, che fa sicurezza stradale con l'ACI, ha detto che quando escono dalle scuole guida non sanno guidare i ragazzi, non sanno adoperare questo sterzo, questa frizione. Da questo punto di vista qua è intervenuta il codice della strada. E allora noi cosa sentiamo però? Invece di togliere le domande sul motore, che ormai non serve perché se si ferma la macchina la lasciamo là, magari lui diceva bisogna fare più scuola guida, più ore di guida. E noi invece cosa sentiamo, avvocato Capraro? Gli autovelox non sono omologati, adesso i chilometri non sono omologati, ma accorgersi prima, no? Come diceva il dottor Fogliadelli, cioè adesso si accorgono che non c'è l'omologazione. Capisce che la confusione regna sovrana, perché il cittadino a casa, come dice il dottor Fogliadelli, sente questo, mentre i problemi sono altri, non sono l'omologazione, il problema della sicurezza stradale. È che tu non vuoi l'etilometro, tu non vuoi l'autovelox perché vuoi farti le no, è così. Basta vedere come corrono i sindaci che sono stati presi di mira per gli autovelox, l'avvocato Capraro. No, ma l'autovelox va benissimo. Omologati. Allora, il principio generale è quello della contestazione immediata. Quando uno commette un'infrazione, dice il codice, io sono di vecchia scuola, tu li contesti immediatamente l'infrazione, non li mandi a casa dopo 6 mesi, tu sei passato, anche perché quella non è forma di prevenzione. Io, come sostengo, per me è gli agenti sulla strada che fanno prevenzione, non gli autovelox. Ma se vuoi mettere l'autovelox, l'autovelo deve essere garantito che sia a norma di legge, cioè che effettivamente fotografi la velocità del mezzo quando sta transitando. Cioè, è un discorso diverso, io non sono contro quelli che mettono gli autovelox. È passato il messaggio che dice la Mirella, non è passato il suo messaggio. Ma perché il Ministero non fa i decreti di omologazione, attuativi dell'omologazione? Perché non li fa? Cioè, questo mi pongo il problema. Perché a casa si chiedono, ma adesso ci dicono questo, capisce? No, io ho una sentenza del 2015 del giudice di pace di Treviso, nel 2015 una sentenza del giudice di pace di Treviso che aveva dichiarato che gli autovelox non erano omologati. Sentiamo cosa dice il dottor Fogliadelli. Ma qui la questione è prettamente tecnica, certo. Però ancora una volta, sì, poi l'abuso si è creduto con questi meccanismi di fare prevenzione, ma bisogna farla in maniera intelligente, perché se io metto dappertutto l'autovelox, poi dopodiché la percezione è che non siano omologati, io non sto facendo deterrenza, sto prendendo in giro gli altri e anche me stesso. Quindi su queste cose occorre un minimo di chiarezza e anche di coerenza. Ma ripeto ancora una volta, il mio appello è sempre lo stesso. Signori, e soprattutto i giovani,
riappropriatevi della vostra autonomia, del vostro buon senso, della vostra disciplina. E qua disciplina vuol dire una cosa molto semplice: abitudine comportamentale a rispettare le leggi. Invece, la mia è una facile profezia, non è che dopo questo nuovo codice le persone in generale penseranno qui dobbiamo attrezzarci, bisogna che stiamo attenti. No, stanno pensando un'altra cosa, a come fregare la legge. Qui è la verità, è la verità. Diciamo che la legge però certe volte potrebbe essere fatta come diceva lei. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ma la cosa Scusate perché sennò cade la linea, vai Livio. Sì, Mirella, ciao, un saluto al dottor Fogliadelli e all'avvocato. Ma io troverei che sarebbe giusto che uno che commette un omicidio, uccide una donna, ci fosse la pena di morte. Io trovo che fanno bene certi stati, negli Stati Uniti, che ancora hanno la pena di morte per certi determinati delitti. Io trovo giusto, secondo me sarebbe giusto così, ma purtroppo qui da noi non c'è mai la certezza, neanche la certezza della pena. Ecco, questo grazie dire. Livio. Ecco, i favorevoli e i contrari, come diceva giustamente il dottor Fogliadelli, sarà sempre così. Però, avvocato Capraro, il problema è che forse prima di fare queste nuove riforme dovrebbero pensarci, come dice anche qualcuno che è ospite che fa questa guida sicura, che forse si dovrebbe intervenire di più anche su quelle che sono le strutture strutturalmente, perché veramente noi abbiamo i guardrail che potrebbero, visto la tecnologia che abbiamo, già discusso un processo penale anni fa, Treviso, un caso di una Io adesso sto facendo la raccolta firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti, li porteremo in Europa, queste firme che stiamo raccogliendo anche online, stiamo perfezionando, perché veramente abbiamo una tecnologia che ci permetterebbe veramente anche tante cose. Anche cellulare, invece di vietare il cellulare, obbliga adesso, le case col cellulare, che producono la vettura a mettere viva voce. Come sarà il nuovo codice della strada? Disastro, guardi, hanno aumentato le sanzioni, addirittura abbiamo ritiro di patente in caso di recidiva, ma non bastava fare una legge di un articolo solo, tutte le vetture in Italia devono avere il viva voce. Prodotto a livello industriale il costo è minimale. Come l'airbag? Esattamente come l'airbag. Allora, invece di andare a creare sanzioni, sospensioni patenti e via dicendo, questo è, per me è un controsenso. Dottor Fogliadelli? Tutto questo è vero. Io però rimango pur sempre sul fatto che occorre le cose prepararle prima, e parlavo di disciplina e parlavo di educazione, ma ad esempio dove siamo assolutamente carenti è nel abituare, nell'educare soprattutto, ripeto, i giovani, perché i giovani oggi domani saranno adulti e poi saranno vecchi come me, se gli va bene. E a che cosa? Alla coscienza della responsabilità che hai. Ad esempio, nelle scuole bisognerebbe fare un programma di educazione alla legalità e quindi anche alla educazione. Ma c'era una volta, io l'ho fatto quando ero studente. No, non c'è più. Non c'è più. Quindi non si può soltanto fare affidamento sullo spauracchio della pena, perché alla fine la repressione. La sola repressione da sola non serve perché, ripeto, alla fine sappiamo, poi subentrano delle reazioni. Il Signore diceva ci vorrebbe la pena di morte per chi uccide un'altra persona sulla strada, a prescindere che la pena di morte, ringraziando il cielo, non esiste più da noi. Ma non è questo il punto, occorre pensare in un'altra maniera, non a punire così gravemente chi commette reato, ma fare in modo che quel reato non avvenga. Cioè, voglio dire, l'obiettivo è che non ci siano più morti sulla strada, non che puniamo e riempiamo le galere di... non li abbiamo neppure. Appunto. Non è questo il punto. Quando le vittime implorano la punizione, bisogna che, sarebbe bello che pensassero che l'ideale, tutte le fatiche, le nostre, le loro, sono orientate a fare in modo che non ci siano più lutti. Questo è il punto.
E qui nei casi più gravi, naturalmente il codice della strada si occupa di anche, per fortuna i morti sulla strada sono diminuiti perché anche a forza di repressione c'è stata una diminuzione e una maggiore sensibilità. Vogliamo dirlo, questa sensibilità alla buona educazione occorre crearla e incrementarla. Che sarebbe molto importante. Ecco, volevo dire una cosa. Prego, avvocato. Invece a favore del nuovo codice è previsto che il periodo del foglio di rosa sia allungato i termini di pratica ed è previsto che, visto il traffico che c'è al giorno d'oggi rispetto a quello che c'era ai tempi miei, fanno anche la guida notturna in autostrada, cioè si cerca di dare la pienezza della consapevolezza al neopatentato che deve guidare anche in situazioni particolari di notte in autostrada, perché c'è un traffico che è veramente micidiale. Quindi è migliorata sotto questo profilo, vedo una nota positiva del codice della strada. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto Andrea Dank, associazione Emanuela, che ha perso questa figlia, si è rimboccato le maniche, avrà fatto ciambelle sbagliate, come dico spesso, ma le ha fatte. Qualcuno è uscita col buco, qualche altra no, però le ha fatte le ciambelle e ha deciso di portare avanti questa importante raccolta firme. Noi gli siamo a fianco proprio sull'airbag obbligatorio. Andiamo a sentire cosa dice Andrea Dank. Eccolo qua. Allora vorrei sentire proprio il dottor Foiadelli cosa ne pensa di questa importante iniziativa. Allora, vedendo questo video devo dire che è estremamente convincente, perché la tecnologia, si sa, non ha limiti e viene anche sollecitata dalle esigenze che si presentano via via. Quindi questo strumento che serve a salvare una vita dovrebbe essere, come dire, reso obbligatorio. Esattamente. Perché è un costo, ma io penso che poi una volta diffuso il consumo i costi automaticamente diminuiscono, ma contribuiscono alla sicurezza stradale. Allora dobbiamo fare una considerazione. Il traffico è enormemente aumentato perché tutti accedono ai mezzi, eccetera, eccetera. Dobbiamo accettare che le conseguenze di questo fenomeno ci sono. E quindi dobbiamo accettarle e quindi attrezzarci per fare in modo che non siano conseguenze negative. Cosa facciamo senza macchina noi tre? Nulla. Non saremmo qui, non saremmo potuti arrivare, eccetera, eccetera. Questo ha un costo, il costo del traffico, della pericolosità, e quindi a questo dobbiamo contrastare mediante mezzi resi obbligatori che aiutino a creare sicurezza, perché non c'è dubbio che la sicurezza riposa prima di tutto sulla nostra testa, sul nostro buonsenso, come ho detto, sulla disciplina, ma ci vuole anche il completamento tecnico dei mezzi atti a prevenire il peggio. Avvocato Capraro, perché ormai siamo in chiusura, sì. Cosa ne pensa? No, sono ecco, io vorrei capire d'accordo. se supporterete questa iniziativa, perché mi sembra un'iniziativa importante. Abbiamo già bussato in Europa,
Perciò però ci vogliono i numeri per arrivare in Europa. Ma anche il viva voce obbligatorio nei veicoli che transitano in Italia. Ecco, io finendo il discorso aggiungerei, al di là di questo codice della strada che per me, ripeto, sono grida manzoniane, anche il trasporto pubblico. In Italia non abbiamo un trasporto pubblico che sopperisca alla vettura, mentre se io vado spesso a Milano, c'è la metropolitana, c'è l'auto, qua da noi nel nostro territorio, se uno volesse arrivare da Treviso qua a San Biagio, non so quanti mezzi ci siano, ecco, un supporto del servizio pubblico che permette al cittadino certe volte di non dover muovere la macchina. Però capisce, avvocato Perché Capraro, abbiamo le strade intasate. che io ho parlato con la presidente Giuseppina Cassaniti, che rappresenta i familiari vittime della strada a livello nazionale, perché anche con lei che raccoglieremo con firme, raccoglieremo anche con Giuffrida in Campania, perciò abbiamo già nel terreno fatto capire l'importanza di unire le associazioni importanti. Che Giuseppina Cassaniti mi ha detto: guarda Mirella, che noi abbiamo raccolto 55.000 firme, abbiamo fatto un cartello con tutte le cose necessarie per mettere in sicurezza, perciò anche questi guardarei tutto, ma è passato pochissimo, quasi niente, allora vuol dire che qualcuno non ascolta. Dottor Fojadelli, come chiudiamo? Guardi, la sua iniziativa è molto apprezzata e lo sappiamo. Perché? Perché è un modo per gridare forte che occorre fare in modo che tutto quello che la società moderna ci ha messo a disposizione non diventi fonte di dolore, di sofferenza e anche direi di fatica proprio mentale oltre che fisica. Per carità, nessuno può tornare indietro, nessuno si illude più di tornare alla carrozza con i cavalli, che anche allora succedevano gli incidenti. Ma diciamo, prendiamo atto che da questo punto non si torna indietro, però attrezziamoci per essere pronti per evitare le conseguenze negative. Accettiamo i vantaggi, non vogliamo gli svantaggi. Anche perché abbiamo la fortuna di avere una tecnologia che in pochi anni ha fatto veramente dei passi da gigante. Non c'è dubbio. Perciò se la legge affianca la tecnologia, noi avremo ancora meno morti, sono diminuiti ma non abbastanza. Mirella, questo bisogna dirlo anche al mercato dell'auto. Certo, è il mercato dell'auto. Perché non è l'obiettivo non è produrre più macchine e vendere più macchine, ma è fare auto che creare siano più anche sicurezza. Abbiamo le commissioni parlamentari, commissione trasporti alla Camera e al Senato, quindi io penso se voi portate avanti questa iniziativa. Siamo tutti d'accordo? Siamo tutti d'accordo, sì. Allora, un minuto per salutarci, dottor Fojadelli, che messaggio vuole lasciare? Il messaggio di sempre. Ormai sono vecchio e continuo, come tutti i vecchi, si diventa un po' brontoloni, che è quello di cominciare da una riflessione individuale, dicendo: qui a questo mondo si vive meglio se usiamo il rispetto delle leggi, la disciplina, e se usiamo quel buon senso che scarseggia sul mercato, ma dobbiamo recuperarlo. Grazie veramente, grazie al dottor Fojadelli, grazie all'avvocato Capraro di essere stati con noi, grazie anche a voi, veramente questa mattina siamo stati a scuola, abbiamo imparato tante cose, cercate di ragionare sempre col vostro buon senso che vedrete ce la faremo. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Mozzarella in carrozza. L'olio di oliva è l'olio ottenuto dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni termiche che non causano alterazioni dell'olio stesso. In tutte le civiltà sorte nel bacino del Mediterraneo, l'olivo è sempre ritenuto un albero sacro e l'olio estratto dai suoi frutti veniva utilizzato non solo come alimento, ma anche a scopo religioso e rituale. Ingredienti per 4 persone. Una mozzarella o fior di latte di 400 grammi. 8 fette di pane raffermo. 2 uova. Farina. Olio extravergine di oliva. Sale. Ponete una fetta di mozzarella o fior di latte tra 2 fette di pane alte non più di 1 centimetro.
farinate le fette di pane e, per impedire la fuoriuscita della mozzarella durante la cottura, immergete in acqua fredda i 4 bordi dei tramezzini. Immergete i tramezzini farinati nell'uovo battuto. Fate assorbire bene l'uovo dai lati e lasciate riposare per qualche minuto. Immergete in una padella piena di olio bollente e friggete fino a doratura. Sgocciolate i tramezzini, posateli su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso e servite immediatamente. E buon appetito!